Tolomeo, ecco, e questo diventa un gusto, una curiosità, una perversione atea, perché molti di questi che coltivano queste cose poi ci credono. Ecco, però Io invece non ci credo. Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa affidata a Giulio Cainarca. Ci scusiamo con i nostri ascoltatori, c'è stato un blackout nella notte, quindi nelle ultime ore la radio è stata ferma. Ora però tutto funziona. La linea a Giulio Cainarca. Grazie a Giulio Cesare Carnelli, un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Mercoledì 19 luglio 7:32, radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, e avete tutto sotto controllo. L'agenzia ANSA apre questa mattina con Giorgia Meloni oggi a Palermo, ma non sarà alla fiaccolata. È l'anniversario della strage di Via D'Amelio, 19 luglio 92, uccisi il giudice Borsellino, 5 agenti della scorta. La Premier sarà presente alle iniziative ufficiali. Falcone e Borsellino dei martiri ci hanno insegnato tutto ciò che sappiamo sulla mafia, ha detto Giorgia Meloni, anche Elly Schlein a Palermo. Tra le notizie della notte, Trump dagli Stati Uniti: la giustizia mi attacca perché sono davanti a Biden. E sempre tra le notturne di prima pagina dell'ANSA, il presidente degli Stati Uniti Biden a Zuppi, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana inviato dal Papa per la pace in Ucraina, eccetera. Biden dice a Zuppi: il Papa prosegua col suo ministero e con la sua leadership, cioè tradotto si faccia i cavoli suoi. Oltre i 35 gradi siamo in Italia, sia alla cassa integrazione, lo ricorda l'INPS. Dal 2017 esiste questa possibilità di mettere i lavoratori in cassa integrazione quando lavorano in ambienti dove ci sono più di 35 gradi. Condannato a 3 anni, la madre urla: l'hanno preso, il caso Zaki. Tajani che dice no al salario minimo perché non siamo in Unione Sovietica. Il caso La Russa Junior, indagato anche l'amico DJ. Il papà dell'amico DJ sarà intervistato, lo vedremo tra poco, da Giacomo Amadori sulla Verità di stamani. C'è un focus dell'ANSA sulla strage di Via D'Amelio. E poi l'estate degli italiani, picco di consumi elettrici, livello sempre sopra i 58 gigawatt, secondo i dati di Terna. I consumi si sono mantenuti sopra i 58 gigawatt, avvicinandosi al massimo storico del luglio del 2015. Il ministro della Salute Schillaci ha detto: parte il numero 1500 o 1500 che dir si voglia, 1500 è il numero sul caldo. Ondate di calore, le 10 regole per proteggersi, scrive l'agenzia ANSA. Diamo un'occhiata anche all'agenzia ADN Cronos, poi vediamo le prime pagine dei quotidiani di oggi. Anche ADN apre col caldo record. Oggi 23 città da bollino rosso, 1500 è il numero per l'emergenza caldo. Sarà attivo da oggi alle ore 14 questo numero. Non abusatene, cari italiane, cari italiani, 1500. L'anticiclone, denominato Caronte, infiamma la penisola. Da domani però il nord respira, è finito il caldone. Per fortuna in Egitto Patrick Zaki condannato, controffensiva ucraina, gli Stati Uniti svelano, tra virgolette, la strategia di Kiev. L'operazione non è un fallimento, anzi, dicono gli statunitensi, gli ucraini devono sminare i territori e poi useranno la potenza di fuoco. Salario minimo, l'opposizione è sulle barricate. Elly Schlein controbatte a Tajani: non è affatto roba da Unione Sovietica. Sul voto in condotta il ministro dell'istruzione Valditara: con il 5 si verrà bocciati o non ammessi alla maturità, tanto poi puoi andare al TAR e farti riammettere per essere ribocciato, come è capitato recentemente. La Russia: siamo pronti a fornire grano gratis all'Africa, fanno sapere le autorità russe. Secondo l'Ucraina l'obiettivo russo è affamare il mondo. E poi c'è l'allarme topi in città, sempre collegato a quanto pare al caldo. Denunciano i medici, ci sono più rischi per 40 tipi di malattie in qualche modo collegate ai simpatici ratti. Ma lasciamo appunto anche l'ADN Cronos e
Adesso andiamo a vedere rapidamente le prime pagine dei quotidiani di oggi. Come al solito partiamo da Avvenire. Il quotidiano di ispirazione cattolica apre col cardinale Zuppi alla Casa Bianca da Biden. Ha ricevuto un 2 di picche planetario, ma comunque transient, le vie della diplomazia. Titola Avvenire eufemisticamente, sperabilmente, cristianamente. L'Egitto condanna Zaki e lo rimette in cella, protesta italiana, e poi il cammino sinodale, le linee guida per la seconda fase e il caldo record e allarme per gli ultimi, i più poveri, i deboli, gli immigrati. Il Corriere della Sera mette in primo piano Borsellino, ricordo e tensioni. Meloni sarà oggi a Palermo per le celebrazioni, mentre è scontro su tasse e giustizia. C'è anche l'inchiesta sulla russa Junior, indagato anche l'amico DJ. Santanchè, mozione di sfiducia in aula il 26 al Senato. Per l'assalto a Capitol Hill, Trump ancora incriminato, dice l'ex presidente: temo che mi arrestino. I ritardi e i rimedi sul PNRR e gli errori da evitare sono da par suo illustrati dal professor Sabino Cassese nell'articolo di fondo del Corriere della Sera. L'intervista con Elly Schlein, l'Europa, ricordo che Giorgia Meloni voleva uscire dall'euro, dice la segretaria del PD. Il salario minimo, inaccettabile che la destra volti la faccia da un'altra parte. Sul PNRR il governo è in ritardo, è da 9 mesi che parla di modifiche, da 9 mesi non è in grado di presentarle. Sulla ministra Santanchè voteremo la sfiducia. Sulla giustizia il governo ha aperto un contenzioso pericoloso. Mentre a Roma si cerca l'ombra nel giorno record dei 43 gradi. Zaki condannato, la speranza della grazia. E poi il delitto di Alattari, Thomas ucciso, arrestati padre e figlio, Roberto e Mattia Toson. Sono stati arrestati per aver ucciso a gennaio Thomas Bricca. Così sul Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera passiamo al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Il Fatto apre sulla vicenda Santanchè, ora si indaga anche per truffa allo Stato. Mercoledì al Senato la mozione di sfiducia dei 5 Stelle e poi cassa integrazione con furbata, un nuovo fascicolo dopo la denuncia della ex manager che lavorava in cassa integrazione Covid. E la Lega alza il prezzo per salvare Dani, la ministra Santanchè. Il giorno del giudizio, il 26 in Senato, si vota la sfiducia alla ministra Santanchè. Ansia per il dopo. Le destre salveranno la meloniana, la Lega avverte, ma allora deve valere per tutti. Si temono gli sviluppi giudiziari. Furbata cassa integrazione Covid, i PM indagano anche per truffa allo Stato. Mentre Meloni fugge da Via D'Amelio e Dell'Utri dai PM delle stragi, però non si farà interrogare. E sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, per Donald Trump sta per arrivare la seconda incriminazione, questa volta per l'insurrezione di Capitol Hill, ma vogliono proprio garantirgli la rielezione, scrive il Fatto. Salario minimo al sud 4 su 5 prendono meno. Poi sulle madri surrogate il PD si spappola in 1000 correnti sulla questione del reato universale di gestazione per altri o utero in affitto. Davigo fa ricorso sul caso Amara, una condanna piena di contraddizioni, quella contro di me, andrò in appello. Indagato il DJ amico di La Russa Junior, scrive ancora il Fatto. E poi Vecchioni che ricorda invece le imprese del figlio maggiore di La Russa, Geronimo, il quale da ragazzino andò a una festa a casa del Vecchioni e gli rubò di tutto, comprese le mutande, insieme ad altri 20 amici circa. Questa è l'accusa di Vecchioni sull'altro figlio di La Russa, Geronimo il maggiore. Marco Travaglio si occupa del grande Marcello Dell'Utri. Lasciamo con ciò la prima pagina del Fatto Quotidiano, andiamo a vedere Il Giornale che apre con i bulli dell'antimafia, a tutta pagina, dittatura giustizialista. Il circo mediatico giudiziario impedisce la visita di Giorgia Meloni al ricordo di Borsellino e insulta Marina Berlusconi, ma i boss li hanno arrestati i governi di centrodestra. L'intervista al sottosegretario alla giustizia, Sisto, l'avvocato Sisto di Forza Italia, sulla giustizia nessuna incertezza, e poi dopo la lettera di Marina Berlusconi al Giornale, la guerra a Berlusconi si sposta sui figli. Poi c'è il caso della strage di Erba, procedimento sul magistrato Tarfusser, finisce nei guai il giudice innocentista. Poi lo vediamo l'articolo di Felice Manti e di Edoardo Montolli.
Salario minimo, l'opposizione va in trincea, il PD ricorre all'ostruzionismo in commissione e Salvini continua a cercare la pace fiscale, ma promette gli evasori vanno in galera. Anche in questo caso l'articolo è di Felice Manti e lo vediamo meglio tra pochissimo, la riforma tributaria. Paolo Berlusconi, il fratello di Silvio, ha rassicurato Forza Italia, la famiglia sarà presente rispetto al partito. Intanto Trump rischia l'arresto per l'assalto al Congresso, scrive anche il giornale, l'Italia supera i 40 gradi e stop al lavoro nelle zone più roventi, sia la cassa integrazione se c'è gente che lavora sopra i 35 gradi, scrive il giornale, è una pronuncia dell'INPS che si rifà a una norma del 2017. Il quotidiano nazionale, Giorno, Nazione, Resto del Carlino, apre con il fisco, chi perde e chi vince con il condono. Salvini insiste, penso agli italiani, la pace con l'erario è nel programma elettorale, ma Fratelli d'Italia frena. Da Fratelli d'Italia dicono alla Lega, a Salvini, sì, ok, ma non è il momento. Salario minimo, il PD attacca il governo e poi l'intervista a Tajani sulla giustizia, andiamo avanti con la riforma. Condannato a 3 anni Zaki, torna in carcere, liberatelo. E poi la strage senza fine sulle strade. Un povero ragazzo, Serafino, è stato ammazzato a 16 anni, avrebbe compiuto 16 anni tra poco. Un'amica è in prognosi riservata, cosa è successo? È piombato su di loro con il furgone Ford Transit ad alta velocità, era ubriaco, guidava senza patente, era stato beccato già 4 volte in 6 anni, cosa dell'altro mondo. Mentre lasciamo la prima pagina, purtroppo di questo mondo, non dell'altro, la prima pagina del giorno, andiamo al Mattino di Napoli. Il Mattino di Napoli apre con il sud che cresce, ma i salari sono bassi, lo certifica Svimez, stesso passo del nord, ma divario nelle buste paga. 1 su 4 al meridione guadagna meno di 9 euro all'ora, dove peraltro la vita costa molto meno, ma comunque questo è un altro discorso, è il vecchio solito discorso. Resta il super bonus 110% per sostenere i mini redditi, la misura per i condomini e per le case popolari. In primo piano sul quotidiano napoletano c'è anche la storia di una sindaca sceriffa di Sant'Antonio Abate. Combatto i teppisti, basta gare in moto fino all'alba. Identificheremo le targhe dei motorini e delle auto coinvolte, non tollereremo il protrarsi di comportamenti irresponsabili. Il sindaco gentile di Sant'Antonio Abate, si chiama Ilaria Abagnale, veste i panni dello sceriffo e ammonisce i giovani che da qualche tempo hanno reso il nuovo parco urbano un circuito per gare di moto e auto fino a tarda notte. Non voglio essere uno sceriffo, dice il sindaco o la sindaca, che dir si voglia, di Sant'Antonio Abate, ma bisogna ripristinare la quiete di notte nelle strade e nei pressi dei luoghi di ritrovo. Mai più anarchia. Con ciò lasciamo il Mattino, andiamo a vedere la prima pagina del Tempo di Roma. L'apertura del Tempo è con un'intervista a Luca Palamara sulla riforma della giustizia. Solito copione dei PM di sinistra, perché lui cos'era? Rivedo il clima del 2008 per fermare Berlusconi, ma pensa un po', la Verginella, l'ex magistrato del Consiglio Superiore della Magistratura, dice vogliono far passare Nordio per uno sprovveduto. Sul concorso esterno non bisogna essere ipocriti, se ne discute da sempre. Che bella ripitturata di destra che si è dato il Palamara da un bel po' di tempo ormai a questa parte. Comunque la solita sinistra usa i magistrati contro la riforma, la solita. Ips dixit, ne sa qualcosa. Sul reato di concorso esterno non bisogna essere ipocriti, se ne è sempre discusso, ma guarda un po'. Vogliono dipingere Nordio come uno sprovveduto. Rivivo il clima che sarà creato con il centrodestra nel 2008. Salvini ha ragione, ma bisogna farlo fuori, diceva allora Palamara, e lo faceva e ci credeva ed era della partita. Adesso è bravo, bello e buono. Strage di Via D'Amelio, la famiglia Borsellino chiede di sapere la verità su quello che è successo. Caselli, il magistrato, deve rispondere su questo. Ho letto l'articolo di Caselli sulla Stampa che ha scritto che va ricordata per il clamoroso depistaggio, la strage di Via D'Amelio, che ha impedito il processo. E poi ha attaccato Nordio in merito al concorso esterno. Ho letto l'articolo di Caselli, dice Palamara, al Tempo di Roma, lo spunto del concorso esterno viene preso per attaccare Nordio perché il missionario non è dello stesso colore politico di Caselli.
Questo dà un po' l'idea e lo spessore sul tema dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura e dell'indipendenza della politica. Caselli fa riferimento al depistaggio di Scarantino? Penso che su questo tema, che è uno dei temi che ho trattato nel mio ultimo libro, Lobby e Logge, bisogna quanto mai dare ascolto alla famiglia Borsellino, che ancora oggi chiede di capire e di comprendere perché questo sia accaduto, il depistaggio scarantino, e chiede di comprendere anche quello che è stato il ruolo della magistratura. E allora mi attenderei un gesto di coraggio da parte di Caselli, di capire, anche di contribuire a far accendere i riflettori, al di là di quelle che sono state le recenti sentenze processuali su come è andata all'interno della magistratura. Penso che quello che è accaduto con il Borsellino Quater nel 2017, dove per la prima volta viene certificata l'inattendibilità di Scarantino, sia qualcosa di assolutamente devastante e sconvolgente, ovvero il non capire e non comprendere cosa realmente sia accaduto e chi ci fosse dietro a quella vicenda, dice il Palamara, che se la cava sempre a buon mercato, buonissimo mercato. Riyadh sicura di ottenere Expo 2030, ma Roma punta sulle alleanze, titola ancora il Tempo in prima pagina. Scintille sul salario minimo, Trump indagato per l'assalto alla Casa Bianca e Salvini che assicura Cerziora, promette la pace fiscale ci sarà, dice Matteo Salvini. Repubblica apre la sua prima pagina con la battaglia sul salario minimo, con Tajani che dice non siamo mica in Unione Sovietica con stipendi tutti uguali, al sud meno di 9 euro all'ora per un lavoratore su 4. Meloni a Palermo per ricordare Borsellino, ma diserta la fiaccolata. Poi c'è Natalia Aspesi che fa un pezzaccio su Daniela Santanchè tra amori e disamori, e Zuppi da Biden col 2 di picca incorporato, chiama al telefono il russo che uccise suo padre a Bucha, un altro pezzo dedicato questa volta all'Ucraina, e l'assalto al congresso, Trump indagato, Zaki in cella. Il bombardamento degli alleati su Roma lo rievoca invece, che umiliò il duce, lo rievoca da par suo Corrado Augias. Da Repubblica alla consorella, per parte di Loggia, La Stampa di Torino, battaglia sul salario minimo. Schlein, vogliono gli schiavi, il governo boccia l'emendamento sui 9 euro e Tajani dice ma cara Elli, non siamo mica in Unione Sovietica. A Sfax invece le donne sono violentate di notte, non di giorno, di notte. Le forze libiche ci hanno sparato, picchiato e di notte hanno violentato le donne, dicono i migranti aspiranti profughi per l'Italia. E questo lo racconta La Stampa, pagina 29, mentre sempre dalla prima pagina della Stampa di oggi, Meloni, l'omaggio a Borsellino senza fiaccolata e senza giornalisti, cortine di fumo su Via D'Amelio. Indovinate di chi può essere un pezzo intitolato così? Ovviamente di Roberto Saviano, pagina 1, pagina 3 della Stampa di oggi. E, sempre dalla prima pagina della Stampa c'è da segnalare il caso di Donald Trump, l'assalto a Capitol Hill è indagato anche per quello, vogliono arrestarmi, e la gestazione per altri. La destra è compatta, psicodramma nel PD che si divide su questo tema. Infine, sempre dalla Stampa, il buongiorno di Mattia Feltri, Il caffè è il titolo di oggi. C'è un film di Alberto Sordi che andrebbe rivisto sempre, un giorno sì, uno no. Forse tutti i giorni. Si intitola Finché c'è guerra c'è speranza. Sordi è un rappresentante di pompe idrauliche e mantiene la famiglia a stento. Ma quando si industria nella vendita di armi al terzo mondo e fa i soldi, la famiglia si trasferisce in una mega villa con giardino, feste, vestiti, viaggi, però all'uscita di un articolo del Corriere che racconta il mercante di morte, moglie e figli si indignano e si ribellano. Io posso tornare a fare il rappresentante di pompe idrauliche, camperemmo dignitosamente, dice Sordi. Se invece volete restare qui nel lusso, svegliatemi fra un'ora che devo ripartire. Mi è tornato alla memoria dopo la condanna in Egitto di Patrick Zaki e il vibrante invito rivolto dal PD al governo a fare qualcosa per ristabilire la giustizia. La storia va avanti da quasi un decennio, da dopo il sequestro, le torture e l'assassinio del povero Giulio Regeni. Da allora abbiamo avuto governi di destra, di sinistra, meticci, populisti, tecnici, e da allora tutti a turno sono stati al governo e all'opposizione, e tutti a turno dall'opposizione hanno additato il governo imbelle, scordandosi provvisoriamente dell'enormità di interessi economici ed energetici
che portiamo avanti in Egitto. Senza il gas egiziano, venuto meno quello russo, camperemmo peggio ma dignitosamente. Sordi lo svegliano con una tazzina di caffè, con un quarto d'ora di anticipo, si sa mai che perda l'aereo. E anche noi tutti, al governo o all'opposizione, dovremmo semplicemente deciderci se quella tazzina di caffè la vogliamo preparare oppure no. Insomma, ci serve il gas dell'Egitto. Andiamo a vedere cosa scrive La Verità in prima pagina. Il pezzo d'apertura del direttore Belpietro: l'Unione Europea ci paga per tenerci i migranti. Ecco che succede a cercare la soluzione in Europa. Siamo stati trattati noi italici peggio di Turchia e Tunisia. A Erdogan pacchi di miliardi perché fermi i flussi che disturbano Berlino. Al tunisino Sayed appena 150 milioni, a noi l'elemosina. 14 milioni all'Italia per migliorare l'accoglienza delle decine di migliaia che sbarcano a Lampedusa. L'articolo del direttore volta a pagina 7. L'elemosina dell'Unione Europea all'Italia per appiopparci i migranti. Bruxelles, incapace di fermare gli sbarchi, tenta di risolvere il problema pagando, ma mentre la Turchia ha ottenuto miliardi, la Tunisia solo 150 milioni. Beffa per l'Italia. L'Europa ci ha offerto 14 milioni, ma per migliorare l'accoglienza. Angela Merkel prima favorì l'arrivo di siriani per avere lavoratori economici, poi comprò la collaborazione di Erdogan per stoppare i flussi. L'Unione Europea non ha intenzione di chiudere i porti, per questo ci propone gli spiccioli, cercando di nascondere la mancanza di politiche comuni, scrive Belpietro. C'è il faccione del ministro Gilberto Pichetto Frattin, ministro dell'Ambiente, in prima pagina. Claudio Antonelli lo accusa. Le case degli italiani vanno aggredite e il ministro Pichetto Frattin ci è cascato dentro. La minaccia del ministro, il quale si è piegato all'Europa. Le case degli italiani vanno aggredite. Poi vedremo come e perché. Sull'utero in affitto il PD spaccato fugge dal Parlamento. E poi il pezzo di Francesco Borgonovo: le brigate del caldo vogliono, attenzione, aprite le orecchie, una cifra bestiale, 10.800 miliardi, niente po' di meno. Il G20 dà un'ottima spiegazione dell'insensato terrorismo sul clima. Serve a far scucire questa spropositata cifra ai soli paesi emergenti in appena 6 anni. Tutto a vantaggio di istituzioni finanziarie e multinazionali cattivi. E la Schlein va sulle barricate per tagliare i salari ai privati. Mentre finisce all'ordine dei medici lo spot del medico genovese Matteo Bassetti a chi gli ristruttura la sua casa, la sua nuova casa. L'infettivologo Matteo Bassetti ha fatto da testimonial, cioè ha fatto uno spot pubblicitario a un'azienda che ristruttura case di lusso. In un video pubblicato su YouTube, il medico Virostar apre le porte della sua nuova abitazione a 2 passi dal mare all'impresa facile ristrutturare, te capì, molto facile, che conta tra i suoi clienti altri personaggi illustri. Tutto nel rispetto della deontologia. Sul video è stato chiamato in causa l'Ordine dei Medici di Genova. Infine, da segnalare il pezzo di Marcello Veneziani, la caduta di Mussolini. Le bombe del 19 luglio generarono il nostro eterno 8 settembre, 19 luglio del 43, Corrado Augias su Repubblica, Marcello Veneziani sulla Verità. Voi chi dei due leggereste per primo? Beh, naturalmente tutti e due, il secondo viceversa, bisogna leggerli tutti e due. È molto interessante come sempre la ricostruzione, il punto di vista di Marcello Veneziani sulla Verità di oggi. A che pagina? Adesso l'abbiamo persa, un attimo soltanto, perché qui ci dice pagina 16 e noi andiamo a pagina 16 per avere la sintesi del ragionamento di Marcello Veneziani. Ecco la vera origine. Perché ricordare il 19 luglio del 43? La vera origine della data simbolo dei voltafaccia italici. La spinta al voto contro il Duce al Gran Consiglio del Fascismo arrivò 6 giorni prima, con le bombe americane su Roma, che piegarono tutti. L'establishment politico-religioso dell'epoca perse ogni certezza. Poi la rimozione di Mussolini divenne paradigma di tutte le cadute dei capi, scrive Marcello Veneziani in prima pagina sulla Verità, che si chiude con il pezzo di Giorgio Gandola. Buro Gravina esclude il Lecco e getta la B nel caos. Incredibile intreccio di cavilli, non si sa neanche quante squadre giocheranno il campionato di calcio.
E poi per concludere, la Russa, indagato il DJ Tommy, il papà intervistato da Giacomo Amadori dice si fa presto a dire stupro. Dopo lo scoop della Verità che ha rivelato ieri in anteprima il nome del cosiddetto secondo uomo presente in casa la Russa all'alba del 19 maggio, la Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati il 24enne DJ comasco Tommaso Gilardoni per il reato di violenza sessuale, articolo 609 bis. Gli inquirenti al momento non contestano lo stupro di gruppo a Gilardoni e a Leonardo Apache la Russa perché ritengono di dover raccogliere ulteriori elementi, scrive oggi Giacomo Amadori sulla Verità, per poterlo fare. Per la Cassazione un abuso commesso da due persone è violenza di gruppo, ma non c'è certezza che in quel frangente gli eventuali rapporti sessuali non siano avvenuti separatamente. In questo caso infatti non è semplice ricostruire la dinamica dei fatti perché la ragazza ha confermato davanti agli inquirenti di ricordare nulla della notte incriminata. Il Gilardoni, il DJ comasco, si trova al momento a Londra. Abbiamo contattato il padre Massimo, il quale, come già Beppe Grillo, come già Ignazio La Russa, difende con convinzione il figlio, lasciandosi andare a giudizi anche discutibili sulla ragazza. Se le sue parole non sono condivisibili, sono certamente dettate dal fatto di essere un genitore che si è visto crollare il mondo addosso. Gilardoni senior, 58 anni, ha gestito per anni un vivaio a San Fedele di Intelvi, in quel di Como, ci ricorda Giacomo Amadori sulla Verità, e anche adesso continua a lavorare. Quando lo raggiungiamo sul telefonino sta guidando il suo furgone. Mio figlio è un playboy ma non stupra. Sapevo che ha dormito da La Russa, dice il papà del DJ indagato con Leonardo Apache. Tommy è un piacione. La giovane assumeva droga e psicofarmaci. Forse si è pentita di aver fatto sesso e poi ha denunciato. È venuto in Italia per il mio compleanno, il 5 luglio, non abbiamo mai parlato della vicenda. Tommaso ha dei sani principi, non studia più, ora si dedica alle start-up, alle nuove imprese. Così il papà dell'altro indagato. Chiudiamo adesso con Libero, ma vediamo anche le altre prime pagine. Su Libero l'apertura è tutta dedicata ai terroristi del clima. Chi tifa contro l'Italia? La sinistra usa dati falsi per enfatizzare l'ondata di caldo. L'obiettivo è attaccare la Meloni anche sul caldo. Il solo risultato è danneggiare il turismo. Poi c'è il colpo di sole all'INPS, in realtà è una norma del 2017, cassa integrazione per chi lavora sopra i 35 gradi. Il PD a pezzi sui diritti, non vota sull'utero in affitto. La pace fiscale di Salvini, poi vedremo ampiamente documentata la questione oggi sui giornali, vari articoli, l'intervista a Tajani, Forza Italia è pronta ad accogliere tutti i delusi, e infine da segnalare l'articolo di Vittorio Feltri sul Montanelli. Sabato è l'anniversario della morte di Indro Montanelli, che morì a Milano il 22 luglio del 2001 a 92 anni. C'è un bel ricordo di Vittorio Feltri in prima pagina su Libero. Caro Montanelli, su Berlusconi avevo ragione io, litigammo anche, ricorda Feltri. Il pezzo è molto lungo, volta anche a pagina 26 di Libero, parte in prima pagina, e 26-27, caro Indro, alla fine avevo ragione io, riassume il lungo articolo di Vittorio Feltri Libero. Il direttore Feltri ricorda a Montanelli il primo incontro al giornale, i pranzi, gli insegnamenti, la amara rottura a causa della discesa in campo di Berlusconi. Montanelli non voleva parlare con quelli del Corriere della Sera, eppure accettò di incontrare me, ricorda Feltri. Mi recai in Via Negri, la sede del giornale. La segretaria mi fece accomodare in sala d'aspetto, poi s'alzò una voce maschile. Testa di cazzo, faccia di merda, ma vattene a fanculo. Trasalì, iniziamo bene, pensai tra me e me. Mi guardai intorno, era un merlo indiano. Non seppi mai cosa Indro pensasse di me dalle sue labbra. Lo appresi leggendo Panorama. Vittorio mio allievo? Questo non lo posso dire, ma da come scrive sento che è un mio parente, disse Montanelli. A cadenza regolare vedevo Indro a pranzo. Mangiava 2 fagioli alla toscana, 2 spaghetti. Le sue porzioni erano pediatriche. Mandava giù tutto con un paio di bicchieri di vino, rigorosamente chianti, servito in un fiasco che teneva appoggiato sul pavimento e non sul tavolo. Era sempre vestito bene, un po' britannico, indossava camicia a quadri, dolce vita, zoppicava perché era stato colpito
alle gambe dalle BR. Quando Montanelli fondò La Voce ero tranquillo. Avevo studiato bene quel giornale, lo vedevo brutto, sapevo che sarebbe stata una meteora. Non scorderò mai i suoi insegnamenti per fare un giornale. Devi fare 2 articoli di fondo alternati, uno contro un personaggio politico importante e il titolo deve essere testa di cazzo. Se fai invece un paese sull'Italia, il titolo deve essere paese di merda. Diciamo che Montanelli era abbastanza avanti, secondo alcuni sarà un distruttivo, invece antipatriota secondo altri, però insomma un po' difficile dargli torto. Giulio, così, ci a fermiamo naso. 10 secondi. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. 10 secondi di numero, ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca. Rieccoci più veloci della luce, in men che non si dica, non si fa neanche in tempo a tirare il fiato che si è ancora sotto gavetta, che si è ancora di corvetta qua. La mattina è tutto un correre. Ad ogni modo, eccoci qua, caro Indro, alla fine avevo ragione io, paese di merda. Comunque, questo pensava Montanelli dell'Italia, o meglio, questo pensava che si dovesse intitolare, così si dovesse intitolare l'articolo dedicato all'Italia. Sempre, ogni giorno che Dio cacciava in terra, paese di merda. Questo era Indro Montanelli secondo Vittorio Feltri. Ad ogni modo, lasciamo libero, con sommo gusto, andiamo a vedere il Quotidiano di Sicilia. Il Quotidiano di Sicilia apre la sua prima pagina con la foto di Borsellino Paolo. Via D'Amelio c'è ancora bisogno della verità e questo è indubitabile. A 31 anni dalla strage in cui persero la vita Borsellino e gli agenti della scorta, mancano alcuni tasselli di quella stagione tragica. Al Quotidiano di Sicilia intervengono magistrati e parenti delle vittime. Necessario indagare ancora. Mentre Carlo Alberto Tregua affronta un tema che è molto presente nella contemporaneità, molto meno più o meno, insomma, anche nel dibattito, ovvero il troppo stroppia. A proposito di che? Dei social media. I social fanno diventare scemi. In primo piano Paolo Borsellino, in secondo il lavoro, precarietà patologica nel mezzogiorno, dice Svimez, poi l'eterna menata della digitalizzazione della pubblica amministrazione e infine i prezzi, stangata vacanze, le top 10 dei rincari. Vediamo anche Italia Oggi, dove c'è l'apertura dedicata all'ABI, Associazione delle Banche Italiane, che lancia il salvagente sui mutui. Contro il caro delle rate dei mutui si allunga la durata e si rende più facile il passaggio dal variabile al fisso con condizioni più elastiche. Banche e Ministero dell'Economia a sostegno delle famiglie, scrive Italia Oggi. Dopodiché c'è una critica abbastanza puntuta, la sentirete anche nell'audio video che manderemo in onda alla fine della rassegna stampa, del direttore Magnaschi contro Salvini. Salvini si diverte a complicare la vita del governo e dell'intero paese. È più forte di lui, come fece al Papete, ma vediamo perché. A fine giugno si è conclusa la terza rottamazione fiscale. Cosa significa? Chi ha debiti fiscali, e sono tantissimi, può, a partire dal prossimo mese di ottobre, vedersi cancellare le pesanti sanzioni previste per omesso pagamento del debito ed estinguere il debito con una fortissima diluizione fino a 120 rate. Grazie a queste condizioni estremamente favorevoli, l'adesione alla terza rottamazione è stata il doppio del previsto, ma nell'intervallo fra giugno, data di presentazione della domanda, e ottobre, data di inizio del pagamento delle rate, Salvini si è fatto vivo, sostenendo che chi ha un debito fiscale inferiore a 30.000 euro sarà sollevato dal debito medesimo, anche se Fratelli d'Italia ha detto no, eccetera, eccetera. Quindi non è una norma. Il provvedimento non è stato ancora approvato, puntualizza infatti il direttore Magnaschi, però il solo annuncio indurrà i contribuenti morosi e che avevano concordato di cominciare a pagare il loro debito a tirarsi indietro, a scorno di chi le tasse le ha pagate nell'importo e nel momento dovuto, scrive il direttore di Italia Oggi. Poi vedremo gli altri articoli su questo tema. Intanto passiamo a dare un'occhiata anche al Dubbio, il quotidiano degli avvocati italiani, omicidio Borsellino, perché nessuno indagò sulla casa di Via D'Amelio 46. Nel dossier Mafia Appalti, che era stato indagato, curato, seguito investigativamente da Borsellino, c'era già il palazzo nel quale potrebbe aver agito il boss Graviano.
Non è ancora stata chiarita, scrive sul Dubbio Damiano Aliprandi, non è stata chiarita fino in fondo la modalità dell'esecuzione della strage di Via D'Amelio quel terribile 19 luglio 92. Un giorno angoscioso fin dalla prima mattina, quando Paolo Borsellino ricevette una inusuale telefonata dall'allora capo della Procura di Palermo, Pietro Giammanco, una chiamata per conferirgli finalmente la delega per le indagini a Palermo. Quella notte, così riferì Borsellino alla moglie, Agnese, Giammanco non dormì, era inquieto, un'inquietudine che si rifletté su Borsellino. Ora la partita è aperta, esclamò al suo interlocutore per poi abbassare la cornetta e passeggiare nervosamente lungo il corridoio dell'appartamento. L'indagine alla quale teneva più di tutte riguardava il dossier Mafia Appalti. In questo dossier vengono anticipati elementi che portano anche all'esecuzione della strage. Perché nessuno indagò su quella casa? Nel dossier Mafia Appalti c'era già il palazzo nel quale potrebbe aver agito il boss Graviano. Mentre Meloni mostra il volto inflessibile contro i clan mafiosi ma non va alla fiaccolata, e poi un articolo sulle sentenze che non piacciono all'opinione pubblica, un magistrato pubblico ministero intervistato dal Dubbio che dice sì alle carriere separate e chiede che l'Associazione Nazionale Magistrati sia più laica, e un avvocato che dice no all'abolizione invece del reato di abuso d'ufficio. Poi c'è il caso della Reggiana, non vogliamo lo stupratore, i tifosi contro il calciatore Portanova e contro la Costituzione, criticano gli avvocati. Ridatemi i soldi dell'abbonamento, non è condanna definitiva, ma voglio indietro la tessera. Tifosi, sindacati e politici, tutti contro la Reggiana Calcio, colpevole di voler ingaggiare Manolo Portanova, condannato in primo grado a 6 anni per stupro di gruppo. Crimine odioso, se l'accusa si rivelerà fondata, ma al momento la nostra Costituzione sta dalla parte di Portanova, scrive il Dubbio. Il Manifesto invece mette in prima pagina il quotidiano comunista il braccio di ferro sul salario minimo. La proposta di legge delle opposizioni arriva in Commissione Lavoro, sono scintille, il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Rizzetto, ex 5 Stelle, ora Fratelli d'Italia, prova a mettere subito ai voti l'emendamento che sbarra la strada all'iniziativa delle opposizioni. Rizzetto è costretto a convocare l'organismo in seduta serale, la mossa gli si ritorce contro. I lavori della Commissione diventano un'assemblea permanente che mette in crisi l'idea che la maggioranza lavori negli interessi del popolo, scrive il Manifesto. Fornisce il suo contributo il neosegretario di Forza Italia Tajani, che definisce il salario minimo una misura da Unione Sovietica e lo attacca perfino Carlo Calenda redivivo. Chi parla in questo modo è fuori dal mondo, dice il Calenda. Infine, vi segnalo dal Foglio in prima pagina un'intervista al sottosegretario leghista Molteni, la Bossi-Fini, la legge sull'immigrazione che nonostante tutto è ancora in vigore, va salvata e nessuno pensi di stravolgerla. I principi della Bossi-Fini non sono negoziabili, altrimenti se viene messo in discussione il reato di immigrazione clandestina rischiamo di fare la fine della Francia. Sono un po' come le gride spagnole, le disposizioni della legge Bossi-Fini. Ne è stata fatta solo una invece di 500 come le gride, però la loro efficacia è quella lì, insomma. Dovresti venire in Italia soltanto se c'è un lavoro. Saluti e baci. E dovresti essere espulso se sei clandestino. Risaluti e ribaci. I principi della Bossi-Fini non sono negoziabili. Sì, i principi indubbiamente, la prassi siamo su un altro pianeta. Altrimenti, se viene messo in discussione il reato di immigrazione, rischiamo di far la fine della Francia, spalancando le porte a quello che chiede, dice Molteni, da anni la sinistra, cioè il permesso provvisorio per motivi di lavoro. Secondo voi tutti gli sdrenati e pericolosi che ci sono in giro se ne fottono del permesso provvisorio o non provvisorio? Comunque, il sottosegretario all'interno Nicola Molteni è categorico nel rispondere al ministro degli esteri Tajani, che proprio ieri al Foglio aveva detto la Bossi-Fini si può cambiare, ma anche il ministro Piantedosi ha detto che la Bossi-Fini si è rivelata inefficace. Ecco allora che il richiamo all'ordine dell'esponente della Lega sortisce un certo effetto. Staremo a vedere, tanto Bossi-Fini o non Bossi-Fini, il problema è attuarle le disposizioni, perché le disposizioni possono essere anche logiche, cioè si entra in Italia se si ha un lavoro, poi la prassi è tutto un altro pianeta. Lasciamo comunque il primo piano anche del quotidiano diretto da Claudio Cerase, del Foglio, e torniamo a questo punto a dare un'occhiata ad alcuni degli articoli di oggi che abbiamo citato poco fa. Intanto partiamo dal discorso della strage di Erba, in prima pagina sul Giornale, e poi a pagina 5 l'articolo di Felice Manti e di Edoardo Montolli,
nei guai il giudice innocentista, cioè il giudice che si è convinto che la condanna di Olindo Romano e Rosa Bazzi, carte alla mano e consulenze scientifiche alla mano, sia un clamoroso errore, che loro siano innocenti, e lo scrive chiaramente nella sua richiesta di revisione del processo. In ogni caso è andata male per lui, perlomeno per il momento, è finito sotto procedimento disciplinare. La strage di Erba, scrive oggi il giornale, fa saltare in aria la Procura Generale di Milano. Questa qui sembrerebbe, diciamo, una minestra riscaldata per molti, forse che l'hanno seguita superficialmente. In realtà ci sono anche dei principi molto importanti, cioè il principio numero uno è più importante la Costituzione, è più importante stabilire fino in fondo, cosa che deve fare il sistema giudiziario, quello è il suo compito, la verità di determinati fatti. È più importante accertare questo, se due persone sono innocenti o colpevoli di una orribile strage e hanno fatto 17 anni di carcere giustamente o ingiustamente, alla luce di tante cose emerse. È più importante questo o è più importante capire che valore ha un regolamento interno della Procura Generale di Milano? La domanda è molto retorica, ma i fatti sono questi, non c'è da girarci intorno. In ogni caso, la strage di Erba fa saltare in aria, scrive il giornale, la Procura Generale di Milano. Come aveva ipotizzato il giornale, dietro allo stallo sulla richiesta di revisione del processo per la strage, richiesta di revisione depositata il 31 marzo scorso dal procuratore Tarfusser, si nasconde una frizione tra il sostituto procuratore Cuno Tarfusser, autore della richiesta di revisione del processo, e il procuratore generale di Milano, impropriamente detto procuratore capo, Francesca Nanni. Galeotto, il regolamento organizzativo, cioè la causa dello screzio, diciamo, della contrapposizione tra i due, è il regolamento organizzativo interno alla Procura Generale che Tarfusser non avrebbe rispettato, ipotizzando il più clamoroso abbaglio giudiziario del dopoguerra, quello appunto ai danni di Olindo Romano e Rosa Bazzi, senza alcuna delega e senza avvisare il suo superiore, se non via mail qualche giorno prima. Ecco perché, beh, insomma, poteva anche dirglielo: guarda che sto trattando il caso della strage di Erba, e quella là non aveva più alibi, perché il procuratore generale ha detto: ma io non ne sapevo nulla, costui ha indagato per mesi a mia insaputa, la mail non faceva riferimento alla strage di Erba, cosa ne sapevo io? In ogni caso, qualche giorno dopo il deposito della richiesta di Tarfusser, la procuratrice Nanni ha chiesto al procuratore generale di Cassazione, Simone Perelli, di aprire un procedimento disciplinare contro Tarfusser, che sarebbe già stato interrogato a Roma lo scorso 23 giugno. La notizia che il Corriere della Sera ha dato ieri, quella appunto dello screzio tra i due, circolava da giorni, ma nessuno aveva voglia di confermarla. Il procedimento disciplinare contro Tarfusser ha stoppato, tra virgolette, anche se impropriamente, perché cosa c'entra il procedimento disciplinare? Voi avete delle beghe interne al vostro ufficio? Benissimo, fai il procedimento disciplinare, procedi come vuoi, però intanto la richiesta di revisione la vaglia la Corte competente, che è la Corte di Brescia. E invece no, non va così. La notizia del Corriere circolava dunque da giorni, adesso si scopre che il procedimento disciplinare contro Tarfusser ha stoppato, scrivono giustamente Manti e Montolli, tra virgolette, la richiesta di revisione per oltre 100 giorni. Ma le due questioni non sarebbero collegate, perché sulla fondatezza della richiesta deve decidere la Procura Generale di Brescia. Cioè, funziona così: se la Procura Generale di Milano fa una richiesta, come ha fatto Tarfusser, di revisione del processo, cioè si convince che il processo è da riaprire, la richiesta la deve vagliare la Procura di Brescia, che è competente sugli atti della Procura di Milano. Quindi la richiesta di Tarfusser deve essere esaminata dalla Corte d'Appello di Brescia, che deve dire: sì, hai ragione, riaprire il processo; no, hai torto, non si riapre nulla. Ebbene, sulla fondatezza della richiesta del sostituto procuratore Tarfusser deve decidere la Procura Generale di Brescia, o meglio la Corte d'Appello di Brescia per essere precisi, indipendentemente dall'eventuale violazione disciplinare che Tarfusser avrebbe commesso, perché se tu hai violato il regolamento interno della Procura te la vedi a Milano, la tua richiesta invece se la devono vedere a Brescia. I legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi chiedono infatti che la richiesta del procuratore Tarfusser venga celermente spedita a Brescia, anche perché, scusate, il punto è quello lì: cioè, se un procuratore del calibro anche dell'esperienza del procuratore Tarfusser si convince che sia da rivedere una vicenda giudiziaria data per chiusa,
e le leggi glielo consentono, perché la richiesta di revisione possono farla gli avvocati difensori dei condannati, ma anche la Procura Generale. E indubbiamente Tarfusser fa parte della Procura Generale, è uno dei sostituti della Procura Generale. Se un magistrato di alto livello si convince che il processo sia da rifare, sta ipotizzando, ma lo scrive chiaramente, non è un'ipotesi, lo scrive chiaramente nelle sue 58 famose pagine di richiesta di revisione, che quei due sono innocenti, che è stato un grave errore. Lui ne è convinto sulla base della lettura degli atti e sulla base anche delle consulenze scientifiche, sulle basi che ha potuto leggere e con le quali si è documentato. Se un magistrato è convinto di questo e scrive un atto formale, quell'atto va mandato a chi lo deve decidere, perché la primaria, c'è una sentenza della Corte di Cassazione nella quale si stabilisce l'obvietà che, diciamo, il bene della verità processuale e, diciamo, la tutela della verità, quindi a beneficio degli innocenti, è il primo valore, è il punto primo, è ciò che va tutelato in assoluto. Tant'è vero che l'istituto della revisione si fonda proprio su questo, sul fatto di garantire fino in fondo il rispetto della verità e quindi, diciamo, di tutelare il cittadino, l'innocenza del cittadino fino in fondo. Questo è il valore numero uno. Il resto sono beghe vostre, si potrebbe dire, all'interno dell'ufficio. Questo dovrebbe essere il punto. Così dunque prendo atto, ha detto Tarfusser. Intanto riprendiamo per ordine l'articolo. Il magistrato, si chiedono a questo punto Felice Manti e Edoardo Montolli. Il magistrato Tarfusser ha davvero violato i doveri di correttezza, riservo ed equilibrio, come lamenta la procuratrice generale di Milano Nanni, quando sostiene che la condanna di Olindo Romano e Rosa Bazzi è figlia di una frode processuale? Davvero un documento assegna soltanto a PG e Avvocato Generale dello Stato la facoltà di richiedere la revisione di sentenze? Insomma, un cavillo vale più del diritto costituzionale a una revisione del processo? Attendo con grande serenità e fiducia l'esito, dice Tarfusser, consapevole di non avere fatto altro che il mio dovere. Per il resto prendo atto come il problema della strage di Erba non sono più due persone da 17 anni all'ergastolo che hanno maturato una legittima aspettativa alla revisione del processo, ma sia diventato io che ho scoperto gravi criticità e nuovi elementi. La posizione invece del procuratore Nanni, quella che ha denunciato Tarfusser e ha fatto aprire contro di lui il procedimento disciplinare, è chiara. Ha preso tempo per studiare la pratica senza ostacolare affatto l'iter della richiesta di revisione, dice lei. Secondo il Corriere, la procuratrice generale Nanni, prima di decidere, aspetta la formale richiesta di revisione dei difensori, mentre l'atto di Tarfusser è a titolo personale. Queste, commentano Fabio Schembri e Luisa Bordeaux, gli avvocati di Olindo Romano e Rosa Bazzi, sono beghe tra toghe. Non è lei a dover valutare la revisione, cioè non è la procuratrice Nanni. E sarebbe gravissimo se la richiesta di revisione venisse sottratta alla valutazione della Corte d'Appello di Brescia. Il rischio è che passi il messaggio che prendere iniziative significhi rischiare il procedimento disciplinare, come se l'autonomia dei sostituti nell'ufficio più importante d'Italia fosse oltremodo compressa. Qualche giorno fa il vicepresidente del CSM Pinelli aveva stigmatizzato proprio l'eccessivo dirigismo di alcuni uffici giudiziari, definito offensivo innanzitutto per i magistrati. Peraltro, gli stessi pubblici ministeri della Procura di Como, bacchettati da Tarfusser nella richiesta di revisione, avevano respinto al mittente le accuse di aver condizionato i due coniugi e il super testimone Mario Frigerio decisivo con il suo riconoscimento, seppur tardivo e pieno di contraddizioni. Forse per evitare altre frizioni, conclude il giornale, la Nanni non ha ancora speso neanche una parola rispetto all'attacco della Procura di Como contro l'ufficio della Procura Generale di Milano e contro Tarfusser, ex vicepresidente della Corte Penale Internazionale dell'AIA, da cui Como dipende, attraverso un comunicato stampa che aveva stupito per la sua veemenza e la sua irritualità perfino l'ex procuratore capo Bruti Liberati. Il ministro Nordio, ancora infuriato per la storiaccia dell'oligarca russo Artem Us scappato dai domiciliari, rimane alla finestra, come il Consiglio Superiore della Magistratura, che curiosamente era in visita agli uffici giudiziari di Milano soltanto l'altro ieri. Coincidenze? Si conclude così l'articolo.
del giornale. Intanto, a proposito di giustizia, questa viene dalla pagina di cronaca della Stampa di Torino. A Torino il bar del tribunale nelle mani dell''ndrangheta. La cooperativa Libera Mensa era controllata dalle cosche. 4 arresti. Un luogo eccellente per fare affari criminali. I clan gestivano anche un ristorante nel carcere delle Vallette. Negli anni '80, sotto la vecchia procura di Torino, c'era il bar Monique. Si chiamava così in omaggio alla fidanzata francese del titolare. Seduta alla cassa, intratteneva magistrati, investigatori e avvocati. Si seppe che il titolare del bar era in affari con alcuni 'ndranghettisti coinvolti nell'uccisione del procuratore capo di Torino Bruno Caccia il 26 giugno dell'83. 40 anni fa il bar sotto la vecchia procura o pretura di Torino era gestito da un sedicente mercante d'arte e da un avvenente collega francese legati all''ndrangheta calabrese. Ci risiamo, a Torino il bar del tribunale nelle mani dell''ndrangheta. A proposito della Stampa, adesso è il momento del buon umore. Beccatevi questa, a pagina 23, la professoressa Antonella Viola, una delle virostar dell'epoca Covid, come sapete, autrice di infiniti volumi essenzialissimi, fondamentali sulla vicenda e altro. La professoressa Antonella Viola ci pone questa domanda. Cari amici, care amiche, a che ora avete fatto il vaccino Covid? Ve lo ricordate? Perché se l'avete fatto prima delle ore 16, il vaccino è più efficace. Uno studio ha analizzato l'antidoto di Pfizer e gli effetti cambiano a seconda del momento della giornata. Le dosi somministrate entro il pomeriggio hanno sviluppato una protezione migliore dal virus. La cronobiologia esamina le conseguenze del tempo sulle funzioni vitali, seguendo i ritmi circadiani. Negli esseri umani esiste un meccanismo nel cervello che detta il ritmo a tutti gli altri organi, per cui se avete fatto il vaccino prima delle 16 è risultato più efficace, capito? Pagina 23 della Stampa. Anche qui mi avvalgo della facoltà di non commentare perché non mi piacerebbe essere assistito da alcun avvocato penalista. Ne ho molti amici di avvocati penalisti, ma non ho voglia di farmi assistere da loro per aver commentato questa fondamentalissima opera, questo fondamentalissimo articolo della professoressa Antonella Viola. Mentre sulla Verità ce n'è un'altra che riguarda il medico Bassetti, un'altra virostar, lo spot di Bassetti con tanto di pennellessa in mano, è un figo della Madonna il professor Bassetti, quello di Genova. Lo spot di Bassetti all'esame dell'ordine dei medici. In un video su YouTube la Virostar faceva pubblicità a un'azienda che ristruttura immobili di lusso e che ha restaurato anche la sua casa del Bassetti medesimo a Genova. È deontologicamente corretto? Alcuni colleghi hanno fatto partire una segnalazione. Oltre all'infettivologo, l'impresa ha tra i suoi clienti personaggi famosi. Il professor Bassetti spiega anche come isolarsi al meglio durante una pandemia. Ti fai fare una bella ristrutturazione isolante da quelli lì che gliel'hanno fatta a lui. Le riprese del video pubblicitario, c'è un fotogramma sulla Verità, girato per l'azienda, facile ristrutturare. È anche facile far pubblicità. Ma lasciamo il Bassetti e sulla Verità c'è un altro articolo degno di nota, l'abbiamo citato sommariamente prima. A pagina 5 Claudio Antonelli ci dice che il ministro Gilberto Pichetto Fratin, dopo essersi detto contrario, ha fatto il voltafaccia e ha mandato all'Unione Europea un piano a favore degli immobili ecologici. Così per l'Italia diventa più difficile opporsi all'aggressione alle case italiane. Pichetto, insomma, è caduto nella trappola verde o ci è voluto cadere, dipende da come la mettiamo. La pausa estiva lascia sospeso l'Europarlamento, la plenaria di luglio si è chiusa con una vittoria dei socialisti europei che sono riusciti a far approvare la cosiddetta legge Natura. Per raggiungere l'obiettivo fissato dal vicepresidente Timmermans hanno perso per strada l'80% dei popolari e hanno dovuto sottoscrivere una specie di autogol. Per convincere il 20% del Partito Popolare Europeo a rimanere fedele all'alleanza Ursula, la Commissione ha imposto all'Aula il testo uscito dal Consiglio, molto più blando rispetto alla versione originaria. In sostanza, buona parte degli agricoltori ha tirato un sospiro di sollievo, ma il PSE, il Partito Socialista Europeo, ha dovuto convincere i Verdi
a votare la versione soft, dimostrando che le questioni di principio sono fasulle, conta il potere, ed è ciò che accadrà dopo l'estate, quando Bruxelles tornerà a essere centrale nella battaglia politica. Anche dopo l'estate l'argomento utile al Partito Popolare Europeo per avvicinarsi al gruppo di destra ECR, quello di Giorgia Meloni, sarà l'ambiente. Per essere più precisi, ci sarà la fase finale del trilogo sulle normative per le case green. Il Partito Popolare Europeo potrebbe finire la transizione verso la destra. Se si pensa che meno di 7 mesi fa soltanto un terzo del gruppo era pronto a seguire il capogruppo Weber nelle mosse politiche di distanziamento dal Partito Socialista Europeo, 2 settimane fa è bastato poco. Sulle case green c'è la possibilità di fare il salto. Dal canto suo, l'ECR, il gruppo dei conservatori Giorgia Meloni, potrà mantenere la posizione per sostituire le follie green con un percorso che non miri a deindustrializzare il vecchio continente. Si fa una fatica dalla Madonna, devo dirvi la verità, a leggere articoli con quella sintassi qui pesantissima che fai fatica a capire dov'è che è il succo della storia. Comunque ci arriveremo al succo della storia. In mezzo alla battaglia politica si infila quella dei singoli stati. Non sempre i governi sono allineati alle scelte dei gruppi parlamentari a cui sono vicini. Per l'Italia la forbice rischia di essere molto larga. Per esempio, arriviamo al dunque. Sulla legge natura Roma votò contro. Sulla formulazione dei nuovi ETS a favore delle case green contro. Quando nel marzo scorso l'Europarlamento ha approvato le nuove norme che impongono la ristrutturazione forzata di milioni di immobili, il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin si disse insoddisfatto. E però lo stesso ministero ha inviato alla Commissione un documento di una trentina di pagine che illustra il Piano Nazionale per Energia e Clima. Erano già uscite indiscrezioni, più smart working, settimana corta, tutti più a casa per consumare meno energia, posto che corrisponda al vero. Nella versione integrale si leggono altri passaggi interessanti e pericolosi. Il tema è sempre la casa. Insomma, facciamola corta. Pichetto Fratin, secondo la verità, secondo Claudio Antonelli, è caduto nella trappola e ha mandato all'Unione Europea un piano a favore degli immobili green, così per l'Italia diventerà più difficile opporsi. C'è un'altra questione invece, qui ritorniamo alla stampa di Torino, ovvero le Olimpiadi, carissime Olimpiadi, come volevasi dimostrare CVD, ci sono già extra costi prima di finire i lavori. A Milano extra costi sulle Olimpiadi stimati tra 150 e 170 milioni di costi in più in sostanza. I privati pagano ma hanno iniziato a battere cassa, mentre Torino prova a giocare la carta del risparmio. Utilizzando il palavela e il pala Alpitour già fatti per le Olimpiadi 2006 invernali si spenderebbero 300 milioni in meno. Ro è stato preferito all'Oval di Torino, malgrado i costi doppi, ma a pagare è l'ente fiera. Cantieri fantasma, carissime Olimpiadi, rincari, extra costi, viva l'Italia. Italia, paese di merda, lo diceva Montanelli, possiamo dirlo anche noi, evidentemente. Mentre sulla questione della pace fiscale, adesso si apre un bel capitolo, intanto però ci facciamo un po' di musica, ci facciamo una pausa fino alle 8:30, andiamo comodi perché bisogna essere rilassati, tranquilli, sereni per affrontare questo capitolo della pausa fiscale. Chiedo dunque a Giulio Cesare Carnelli in regia di farci ascoltare uno dei brani da lui ottimamente selezionati. Perfetto Giulio, subito dopo il meteo andremo ad ascoltare dei Queen Who Want to Live Forever, cioè chi vuole vivere per sempre, visto che oggi, il 19 luglio del 1947, è nato Brian May a Twickenham in Inghilterra, chitarrista dei Queen. Buon ascolto. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Anticiclone Caronte sempre piuttosto forte sull'Italia, specie sulle regioni centro-meridionali. Gran caldo ovunque. Al mattino avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni, salvo per un po' più di nubi sulla Liguria e sul Triveneto, qui anche con locali piovaschi associati. Nel pomeriggio poi qualche focolaio temporalesco potrebbe accendersi sulle Alpi orientali, poche variazioni invece sul resto d'Italia.
Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Consultate la nostra app per maggiori dettagli. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Reso quindi omaggio a Brian May, ridiamo la linea a Giulio Cainarca. Carissimo Giulio, ho bisogno di altri 35 secondi netti. Perfetto, allora in questi 30 secondi, visto che al momento non posso mandare un jingle, ricordo io il numero per mandare i vostri WhatsApp al 346 642 7756, poi apriremo anche le linee telefoniche nel corso della giornata. Il numero non è più quello storico, è cambiato da un po' di tempo, è lo 02 92 94 7222, mentre invece potete inviare in qualsiasi momento del giorno, anche di notte, sono arrivati un po' di messaggi di segnalazione, vi ringraziamo sempre,
al numero di WhatsApp 346 642 7756. Spero, Giulio, che ora tu sia attivo. No, Giulio Cesare, apriamo una parentesi. Tu hai fatto il vaccino senza ledere la privacy e senza chiamarci in causa come ha fatto qualcun altro. Sì, Non sì, ma sto... io non ho problemi. No, ma l'hai fatto prima delle 16 o dopo le 16? Aspetta, era stato in un centro vaccinale, avevo fatto 1 ora di coda, tra l'altro. Mh-mh. Era comunque di mattina. Ah, perfetto. Allora puoi scrivere alla professoressa Viola ringraziandola perché t'ha dato un elemento di conoscenza in più. Se l'hai fatto prima delle 16, il vaccino è stato più efficace. Solo quello Allora della quell'ora di Pfizer coda però, che e ho tu fatto non è invece stata inutile. tu quello della Pfizer. Se non hai fatto Pfizer te puoi attaccare No, al tram Giulio, e fischiare in in curva. quello sono stato fortunato, ho fatto, sai, il Johnson una sola volta e No, me lo no, sono no, no, allora levato. non vale niente, sei sottoponibile alle più terribili conseguenze della peste, perché se hai fatto Pfizer prima delle ore 16 sei a posto, è più valido. Invece purtroppo così ti è andata male. Fa niente. Ecco, Giulio, sappi che sarai contattato dai miei avvocati per avere una bella parcella. Ottimo, c'è gente che fa così veramente, ed era anche gente vicina oltretutto, quindi lasciamo perdere perché il mondo è bello perché è molto avariato. Intanto, cos'è che stavamo facendo? Cos'è che stavamo raccontando qua? Stavamo raccontando della pace fiscale, che è uno degli argomenti del giorno. Ci arriviamo subito sulla base dell'articolo di Felice Manti sul giornale di oggi. Si vis pacem para bellum. Se vuoi la pace fiscale, preparati alla guerra. Dopo il botta e risposta tra Salvini, che ha invocato una tregua con l'erario, e il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, secondo cui il condono è ingiusto per chi paga le tasse, parlano le carte. Adesso, francamente, che il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, che è stimabilissimo, competentissimo, fantastico ed eccezionale, si permetta di dire quale deve essere la politica fiscale di una maggioranza di governo, francamente solo in quel paese di merda di cui parlava Montanelli può accadere, perché per il resto lui dovrebbe fare il suo lavoro e starsene bello che zitto. In ogni caso, il governo cita espressamente la pace fiscale. Come mai Montanelli diceva che l'Italia è un paese di merda, come racconta oggi Vittorio Feltri? Ci sarà un motivo? Boh. Comunque, l'esecutivo, il governo, cita espressamente la pace fiscale a pagina 5, pensa un po' te, del programma per l'Italia. Che cos'è il programma per l'Italia? È l'accordo quadro di governo del centrodestra, quello sulla base del quale sono state vinte le elezioni del centrodestra. Qui si parla, pagina 5 del programma di centrodestra, di saldo e stralcio, cioè della rottamazione delle cartelle in nome di un generico accordo tra cittadini ed erario per la risoluzione del pregresso che è alla base della delega fiscale scritta dal viceministro delle finanze Leo, Fratelli d'Italia. Dunque, invocare la pace fiscale non significa incitare all'evasione, ma sottolineare uno degli impegni su cui il centrodestra si è guadagnato la fiducia degli italiani alle politiche del 22. D'altro canto, rivela un recente sondaggio SVG, il problema delle cartelle nasce dalla necessità di dilazionare o ritardare pagamenti per mancanza di liquidità. È la crisi, come sostiene il giornale da tempo, a rendere stringente la necessità di venire incontro alle esigenze dei contribuenti. Almeno 4 italiani su 10 fanno ricorso a strumenti di dilazione, cioè giocano con i cosiddetti spasamenti temporali. Spendono prima i soldi che pensano di incassare dopo. Il 35% ha ritardato almeno un pagamento negli ultimi 12 mesi. Un italiano su 4 ha in mente o ha già deciso di pagare bollette, tasse o imposte o affitti in ritardo. Insomma, di rimandare per necessità e non per furbizia o volontà di evadere perfino le rate del mutuo e dei prestiti, con il rischio di finire vittima di una spirale da cui è difficile uscire. I trucchetti che il 44% degli italiani in bolletta hanno usato almeno una volta sono gli stessi: utilizzare le carte di credito per spostare le spese al mese successivo, pagare le rate delle carte di credito in più soluzioni, come con le carte di credito revolving, con pericolosi però tassi di interesse a doppia cifra, acquistare online ma a rate, chiedere soldi a amici e parenti, fino al piccolo prestito in banca o in una delle finanziarie che offrono anche fino a 30.000 euro in 24-48 mesi a tassi in 24-48 ore, ed è subito, ti danno 30.000 euro, a tassi però intorno al 14-16%, siamo quasi a usura. Confondere la dilazione dei pagamenti per difficoltà di liquidità
con l'evasione fiscale che ogni anno si mangia 100 miliardi è un inganno verbale su cui la sinistra conduce la propaganda. Parlo a nome di chi ha fatto la dichiarazione dei redditi e poi non ha pagato per causa Covid o guerra, dice a Cagliari il leader della Lega. Piuttosto che tenerli come fantasmi in ostaggio, chiediamo loro una parte. Lo Stato incassa e loro sono liberi. È tutt'altro incoraggiare i furbetti. Per gli evasori totali, ha detto Salvini, che non hanno mai fatto una dichiarazione dei redditi, il posto è la galera, non altro, ribadisce Salvini. La pace passa prima dal buon esito della rottamazione quater. Perché non salti come le precedenti, servono maggiori dilazioni e rate più piccole. Il sistema del fisco non è sostenibile, dice Matteo De Lise, presidente dei giovani commercialisti. Pressione fiscale, spese accessorie, sanzioni, interessi sono i fattori che più incidono su aziende e contribuenti. Servirebbe un po' di buonsenso anche per spegnere le polemiche che turbano anche chi, nel centrodestra, pensa che quella del leghista sia una boutade dal sapore elettorale, come il presidente della Commissione Finanze della Camera, Marco Osnato, Fratelli d'Italia, che parla di intervento intempestivo e per ridimensionare lo scontro tra Salvini e Ruffini, il direttore dell'Agenzia delle Entrate. La ragione è nel mezzo, dice il presidente dei giovani commercialisti De Lise, ma l'opposizione getta benzina sul fuoco. Chiederemo l'audizione del capo dell'Agenzia delle Entrate, mentre Renzi, Italia Viva, protesta contro l'ok al prelievo forzoso nei conti degli evasori previsto nella delega. Anziché abbassare le tasse, il governo permette all'Agenzia delle Entrate di portare via i soldi di tasse o multe, si lamenta Renzi. Ma l'evasione si deve combattere o no? Così sul giornale. Sul quotidiano invece La Stampa c'è un articolo sul condono, la frenata, Salvini isolato sulla sanatoria, cambia obiettivo e chiede il saldo e stralcio. Aiutiamo chi ha dichiarato i redditi ma non è riuscito a pagare le tasse. Non più un condono per 15 milioni di italiani che hanno pendenze fino a 30.000 euro e sono ostaggio dell'Agenzia delle Entrate, ma un provvedimento per aiutare contribuenti in difficoltà che non riescono a pagare. Matteo Salvini corregge il tiro dopo lo scontro col direttore del fisco Ruffini e soprattutto cerca di ricucire col ministro Giorgetti e il suo viceministro Leo, preoccupati che la proposta di Salvini possa far fallire la rottamazione quater, la cui adesione, scaduta il 30 giugno, dovrebbe portare i primi versamenti a settembre. Se i contribuenti sanno che in futuro arriverà una sanatoria più ampia, perché dovrebbero iniziare a pagare adesso? Si ragiona al Ministero dell'Economia. Un fisco equo ed amico è un obiettivo del programma di centrodestra. Dobbiamo agire con buon senso, aiutare milioni di italiani, dice Salvini, che hanno dichiarato i propri redditi, ma non sono riusciti a pagare le tasse o che non ce l'hanno fatta a tornare a lavorare. Salvini cerca così di tornare sui suoi passi. Secondo il leader della Lega, la via maestra è il saldo e stralcio del 2018, operazione del governo Conte 1. È un modo per consentire allo Stato di incassare soldi che non avrebbe mai, dice Salvini. In realtà il saldo e stralcio del governo Conte 1 non fu un successo, fruttò alle casse dello Stato 700 milioni a fronte di una stima che valeva il doppio. Non proprio quella marea di miliardi capace di alleggerire il magazzino del non riscosso che ha raggiunto la cifra mostruosa di 1.153 miliardi di euro. Peraltro, fa notare l'Agenzia delle Entrate, le prime 3 procedure della rottamazione e il saldo e stralcio realizzati tra il 16 e il 18 hanno consentito di ridurre di soli 30 miliardi il magazzino fiscale, con un impatto inferiore al 3% sulla montagna dei crediti che non si riescono a recuperare. Il saldo e stralcio prevede l'estinzione del debito fiscale col pagamento di una percentuale dell'imposta e l'azzeramento di sanzioni e interessi. La misura approvata dal Conte 1 era rivolta ai contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 euro in grave comprovata situazione di difficoltà economica. I limiti individuati prevedevano il pagamento del 10, 16, 20 o 35% dell'imposta a seconda del reddito del nucleo familiare. Erano presi in considerazione solo i carichi derivanti da omessi versamenti in autoliquidazione e quelli dei contributi previdenziali di iscritti a casse professionali o gestioni previdenziali di lavoratori autonomi INPS. La proposta di Salvini al momento non chiarisce se queste limitazioni verrebbero mantenute nella nuova versione o ampliate. Intanto slitta a venerdì
la presentazione degli emendamenti alla riforma fiscale all'esame delle commissioni del Senato, mentre il PD ha chiesto l'audizione di Ruffini. Sulla questione, sulla Stampa di oggi, nella stessa pagina, c'è l'intervista a un altro leghista, il sottosegretario all'economia Federico Freni. L'idea di Matteo è già in manovra e Ruffini è stato strumentalizzato. La Lega propone una pace fiscale, basta con la retorica secondo cui il centrodestra aiuta l'evasione. Federico Freni, sottosegretario leghista al Ministero dell'Economia, tra due fuochi, scrive la Stampa. Il condono, poi diventato saldo e stralcio, condono la frenata, il saldo e stralcio ha parlato ultimamente Salvini, il condono proposto da Salvini e la freddezza con cui Giorgetti ha accolto la proposta. È una contrapposizione che non esiste perché non c'è alcun condono, spiega Freni. La pace fiscale è nel programma, basta con questa retorica di un centrodestra a favore dell'evasione. Il nuovo saldo e stralcio, rilanciato da Salvini, potrebbe arrivare con la legge di bilancio. Siamo dalla parte dei cittadini, anche di quelli che hanno diligentemente dichiarato i propri redditi, ma che per difficoltà non sono riusciti a pagare. Sostenerli è un nostro dovere. Fratelli d'Italia è contraria alla proposta di Salvini. Il governo rischia di spaccarsi sul fisco? La posizione è unica, risponde Freni, quella contenuta nel programma elettorale che gli italiani hanno votato, che fa riferimento alla pace fiscale. Stessa posizione che ritroviamo nella delega fiscale, un nuovo assetto organico del sistema, una riduzione strutturale della pressione fiscale privilegiando redditi medio-bassi, un nuovo rapporto contribuente-Stato. Pace fiscale è parte di questo sistema. Ciascuno recita la propria parte in commedia, ma non esiste alcun condono. La vera differenza, prosegue Freni, è che per la prima volta il governo si sta preoccupando non solo di chiedere soldi agli italiani, ma anche di metterli nelle condizioni di versare il dovuto. Un esempio, la rateizzazione delle tasse che diventa realtà dopo anni di battaglie. Il magazzino della riscossione si ridurrà solo quando avremo messo in campo una nuova filosofia fiscale, un fisco che dialoga con i cittadini, eccetera, eccetera. Strumenti come il saldo e stralcio e la rottamazione incentivano l'evasione? Risponde il sottosegretario Freni, la rottamazione quater ha visto un record di adesioni, oltre 3 milioni di contribuenti. È il primo passo di un disegno complessivo che non ha nulla a che fare con l'evasione. Gli evasori vanno sanzionati, i cittadini onesti aiutati. La nuova pace fiscale sarà nella delega fiscale o nella legge di bilancio? Il veicolo più adeguato per questo intervento è certamente la legge di bilancio, risponde il sottosegretario Freni. La pace fiscale con l'evasione c'entra nulla, il contrasto all'evasione resta un obiettivo condiviso, eccetera, eccetera. Con questo lasciamo la Stampa e andiamo a vedere anche il Quotidiano Nazionale che dedica ben 2 pagine, pagina 8 e 9, alla pace fiscale. Salvini non molla, aiuto agli italiani, ma Fratelli d'Italia tentenna. Il vice ministro dell'economia Leo dice che ci sono già provvedimenti e Renzi attacca sulla delega, si va verso il prelievo forzoso. L'idea del segretario del Carroccio è di replicare il saldo e stralcio già fatto con il governo Conte 1. Le precedenti rottamazioni hanno consentito di ridurre di appena il 3% la montagna di crediti non riscossi. E così il Quotidiano Nazionale cerca di inquadrare come funzionerà la sanatoria e l'ipotesi condono fino a 30.000 euro che varrà per chi ha presentato la dichiarazione dei redditi ma non è riuscito a pagare tutte le tasse. Questo però è un'ipotesi piuttosto lontana dalla realtà perché di condono non parla in realtà nessuno. Su Repubblica c'è invece un altro articolo sul tema. Salvini cede sul condono, torna il saldo e stralcio per convincere Giorgia Meloni. La contromossa matura di buon mattino leggendo i giornali che riportano l'irritazione di Giorgia Meloni. In quel momento Matteo Salvini prende atto della necessità di correggere il tiro, dopo aver proposto il condono per liberare milioni di italiani ostaggio dell'Agenzia delle Entrate. Non è un timore reverenziale quello di Salvini verso Meloni, tutt'altro. Il riassetto della strategia, scrive Repubblica, nasce dall'esigenza di portare a casa il risultato, provando a ribaltare gli equilibri nel governo. Sul tema del fisco gli sono sfavorevoli gli equilibri a Salvini. La missione è affidata ai suoi fedelissimi. La pace fiscale è una battaglia irrinunciabile per la Lega. Troviamo un modo per spiegare che vogliamo aiutare chi non riesce a pagare le tasse, non gli evasori. Una distinzione già messa in chiaro nei giorni scorsi, ma andata a vuoto perché la soluzione condono fino a 30.000 euro ha generato l'effetto contrario. Perciò la nuova versione, veicolata da un comunicato stampa.
Dobbiamo agire con buon senso aiutando milioni di italiani che hanno dichiarato i redditi ma non sono riusciti a pagare le tasse o non ce l'hanno fatta a tornare a lavorare. Altro non è che il richiamo all'evasione di necessità, principio inserito nella delega fiscale che in queste ore è all'esame della Commissione Finanze del Senato dopo l'approvazione della Camera. Fin qui il riallineamento a un'impostazione condivisa da Giorgia Meloni. Ma Salvini, scrive Repubblica, ha pronta un'altra carta da mettere in autunno sul tavolo, legge di bilancio. La carta è saldo e stralcio e ha due facce. La prima ha a che fare col metodo. Serve uno strumento che dia il segno dell'impegno, qualcosa di appetibile per i contribuenti e al tempo stesso sostenibile per le casse dello Stato. L'auspicio è anzi consentire che lo Stato incassi soldi che altrimenti non avrebbe mai. L'altra faccia riguarda l'obiettivo finale: intestarsi la partita del fisco amico. Mentre lasciamo il capitolo sulla questione fiscale e andiamo a vedere un altro articolo interessante, questo lo puntualizza Avvenire, pagina 11, a Londra sul tema dell'immigrazione il giro di vite è diventato legge, i migranti verranno mandati in Ruanda. Alla fine la Camera dei Lord ha ceduto, manca soltanto la firma del re, un atto dovuto. Quanti attraversano la Manica saranno spediti in Ruanda, in Africa. Il paese africano ha accettato di accoglierli in cambio di 140 milioni di euro. Sempre ieri è arrivata al porto di Portland la nave caserma che entro fine mese dovrebbe ospitare i primi 500 richiedenti asilo. Cioè non c'è Lampedusa da ora in poi in Gran Bretagna, non c'è accoglienza, non c'è hub che dir si voglia, c'è una nave che ti dice: amico mio, vai in Ruanda che esaminiamo la tua richiesta d'asilo. È arrivata nel porto di Portland, nel Dorset, sulla costa sud inglese, la BB Stockholm, una nave caserma attrezzata come centro di detenzione per migranti illegali che dovrebbe ospitare nei prossimi mesi 500 richiedenti asilo. Il fatto, questo da una parte, il fatto segue solo di poche ore, cioè non è la nave che li porta ovviamente in Ruanda, la nave è una cosa, l'invio in Ruanda è un altro. Il fatto segue infatti solo di poche ore l'approvazione definitiva della controversa legge del governo britannico che prevede la deportazione in Ruanda per gli irregolari che attraversano il canale della Manica su piccole imbarcazioni, le famose barche che arrivano anche in Italia. Il cosiddetto Illegal Migration Bill, questo è il nome della legge, è stato pensato dal premier Rishi Sunak per scoraggiare gli sbarchi di piccoli scafi gestiti da gang di trafficanti che hanno raggiunto livelli record nel 22. 45.700 persone sono passate dalla Francia per sbarcare in Inghilterra, sempre molte meno di quante in Italia, ma questo Transat. Oltre 12.000 sono già sbarcati quest'anno, più o meno la stessa cifra raggiunta nel 22. Si tratta di cifre relativamente limitate, se pensiamo che sono stati oltre 600.000 i migranti legali lo scorso anno, ma gli sbarchi sono un imbarazzo per un governo conservatore che aveva promesso di blindare i confini del paese. L'iter del provvedimento si è chiuso nella notte dopo un ping pong durato settimane con la Camera dei Lord che ha cercato di fermare la legge e di emendarla. Alla fine i Lord britannici hanno ceduto e hanno dato l'ok alla Camera dei Comuni, ai quali spetta in ogni caso l'ultima parola. Non resta che il passaggio formale del Royal Assent, l'ultima tappa alla controfirma di Re Carlo III. Il programma, annunciato dall'allora Premier Boris Johnson il 14 aprile 22, cosa prevede? Prevede che il Ruanda accolga migliaia di richiedenti asilo in cambio di 120 milioni di sterline, 140 milioni di euro, e introduce una serie di restrizioni draconiane al diritto, da parte dei cosiddetti irregolari, di presentare a posteriori domanda d'asilo sull'isola e ne facilita l'espulsione verso paesi terzi. Così a Londra il giro di vite è legge: migranti irregolari in Ruanda. Mentre vi raccomando la lettura anche sul Corriere della Sera, saltiamo ancora ad un altro argomento, la sanità, dell'intervista a Giuseppe Bettoni, 43enne, bergamasco, dal 2011 in servizio all'ospedale di Niguarda, alterna l'attività in pronto soccorso a quella nel reparto di medicina d'urgenza. In prima linea al Niguarda mi sfogo andando in bici. Definisce il suo lavoro frenetico. La sala dedicata ai codici rossi un secondo prima è vuota, un attimo dopo si riempie e ti devi districare tra un paziente che ha bisogno di un drenaggio, un altro con un infarto, un terzo con un trauma.
Durante il giorno lavoro dalle 6 alle 9 ore, di notte 12. Salario di ingresso 2.600 euro netti. Poi cresce fino ad arrivare a poco più di 3.000. Tenere insieme l'attività con i pazienti, che è frenetica, una famiglia con 4 figli, e trovare anche il tempo di mangiare qualcosa è la sfida. Stanotte sono stato chiamato a coprire un turno in automedica, è stato intenso, sto andando a casa a dormire un po', per cui l'appuntamento con la giornalista del Corriere è stato rimandato. In ogni caso l'intervista inizia dal numero dei pazienti. Ne passano circa 93.000 all'anno al Niguarda in pronto soccorso, da me 6.000. Turni da quanti ore? Di giorno 6, 9, di notte 12, stipendio 2.600 euro netti per i primi anni, poi cresce fino a più di 3.000. Tocca fare i salti mortali? Fortunatamente no, ma temo che il Niguarda sia uno dei pochi pronto soccorso ad avere ancora un organico pieno. In altri presidi ospedalieri i buchi nell'organico sono la norma. Se la risposta è sovraccaricare lo staff presente, la gente se ne va e il problema peggiora. Deve esserci equilibrio tra qualità del lavoro, turni e vita personale. Inizia così il discorso, poi avremo modo magari di ritornarci sopra, la questione è quella dei medici che in pronto soccorso scarseggiano anche. Dovrebbe essere il resto dell'ospedale a farsi carico del problema. Non è ammissibile che in alcuni presidi in pronto soccorso si lavori 4 weekend su 4, in altri reparti un fine settimana ogni 2 mesi. Il lavoro frenetico, la sala dedicata ai codici rossi si riempie in un attimo, nello stesso tempo ti chiamano da scuola per andare a prendere tuo figlio, devi pensare anche a mangiare, la sfida è tenere tutto insieme e non mandare il cervello in tilt. È un mestiere certosino, racconta il dottor Bettoni, 43enne bergamasco. E lasciamo questo tema per tornare alla questione del fisco. Segnalo velocemente un'intervista a Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, responsabile dell'organizzazione del partito, vicepresidente del COPASIR, il Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti, che annunzia: sarà un fisco amico di tutti, non faremo alcun condono. Noi siamo avanti sull'anticorruzione, anche senza l'abuso d'ufficio, il governo è unito, Nordio è un patrimonio del centrodestra. Sant'anché, secondo l'opposizione, ci saremmo dovuti dimettere tutti. Lo Stato non ti sommerge più di burocrazia, ma concorda quanto devi pagare. Tutti i nobili principi, poi vedremo la traduzione in atto. Mentre la maggioranza attenta il blitz e scontro sul salario minimo, le opposizioni bloccano il voto per sopprimerlo, ancora tensioni su tasse e giustizia, scrive il Corriere della Sera, con una lunga intervista poi a Ellis Line. Sotto i 9 euro è sfruttamento, io e Conte, ora mi interessa dare un'identità chiara al Partito Democratico. Dice la segretaria del PD, intervistata per tutta pagina 9 del Corriere della Sera. Interpreto il mio impegno contro qualcuno, ma ho una visione diversa. A ogni occasione di confronto che ho avuto con Giorgia Meloni non sono arrivate risposte di cui il Paese ha bisogno. Raccolta firme sul salario minimo, continueremo a dar battaglia con una raccolta firme, il 75% degli italiani è favorevole. De Luca, l'iniziativa di Napoli è stata un successo, non sentirete mai da me un insulto verso dirigenti del PD. Divisioni interne, a me sembra che il PD stia dando invece una bella dimostrazione di unità su tutti i temi. Con questo ci fermiamo un attimo e poi apriamo un altro capitolo, quello dell'Italia da fare, non l'Italia di merda come diceva Montanelli. Perfetto, allora mandiamo ora di David Bowie Blue Jean, visto che David Bowie nel 19 aprile del 1974 chiuse a New York il proprio tour Diamond Dog, e poi dopo le 9 avremo Italia da fare con Alessandro Moreri, ma avremo anche Carlo Cambi con noi. Buon ascolto.
Perfetto, è finita ora la canzone di David Bowie, abbiamo già collegati sia Carlo Cambi sia Giulio Cainarca, stiamo ora provvedendo a metterci in collegamento anche con Alessandro Morelli e quindi siamo pronti per partire con l'Italia da fare. Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. E quindi possiamo ridare subito la linea a Giulio Cainarca. C'è anche Alessandro Morelli, come Certo. forse abbiamo anticipato, che è stato raggiunto telefonicamente, che salutiamo, buongiorno. Oggi siamo in compagnia di Carlo Cambi che ci dà una bella mano a capire cosa c'è da fare per l'Italia da fare. Buongiorno. Al vice ministro, come andiamo? Non ci sente? Morelli. Eccoci qua, buongiorno a tutti voi. Buongiorno vice ministro, come andiamo? Chiari tira. Si lavora alla grande, chiaramente in questi giorni peraltro si riunirà il Comitato Interministeriale per la Programmazione con una serie di delibere importanti che riguardano in particolare le infrastrutture, la sanità, insomma molte cose. Insomma, prima della pausa estiva si compie il lavoro e poi si riprende chiaramente a settembre con delle novità molto importanti peraltro. Ecco Alessandro, la sanità in che senso, giusto per entrare un po' nel dettaglio? Ma ci sono argomenti solidi, già avevamo parlato della letterale distribuzione delle risorse alle regioni, oggi parliamo di edilizia sanitaria, ma guardando un po' più avanti, dicevo, già a settembre stiamo lavorando per mettere in campo una serie di norme che possano permettere di cambiare letteralmente l'approccio tra pubblico e privato nella collaborazione tra amministrazioni pubbliche e chiaramente le aziende, le imprese, in particolare riguardo ai partenariati che, come sappiamo, sono state una opportunità assolutamente poco sfruttata, perché dal punto di vista ideologico la sinistra, come possiamo immaginare, ha sempre visto il privato come forse un vero e proprio nemico, quindi lo si doveva fare, quindi nella norma il partenariato pubblico-privato è sempre stata prevista, compreso il precedente codice degli appalti a firma del Rio sostanzialmente, quindi del PD. Oggi con il nuovo codice degli appalti si apre una nuova fase che implementeremo proprio, come dicevo, a settembre con delle nuove norme che permettono di veramente collaborare in senso costruttivo tra pubblico e privato, dando chiaramente, questo è il nostro auspicio, migliori servizi al cittadino con un interesse pubblico predominante. Ecco Alessandro, prima Carlo, siccome tu ti occupi di programmazione e coordinamento della politica economica, e come abbiamo più volte detto in questa rubrica, questo implica uno sguardo d'insieme, no? Su tante cose, provvedimenti molto anche specifici, dettagliati, quelli che per esempio ci ha illustrato in questa trasmissione, ma anche una visione di insieme. Carlo stava prima facendo, Carlo Cambi, un ragionamento proprio sul quadro economico generale. Io gli cederei la parola volentieri per inquadrare un po' il tutto. Che momento è, Carlo, questo? E poi naturalmente tutte le domande possibili ad Alessandro. Beh, Alessandro, l'onorevole ha tutto l'agio di rispondere come vuole e sicuramente ci darà degli spunti di riflessione. La cosa che io vedo molto preoccupante è che mentre noi in Italia stiamo cercando in qualche modo, o perlomeno voi state cercando in qualche modo, penso alla social card, penso al cuneo fiscale, penso all'idea meravigliosa, secondo me, condivisibile della rottamazione delle cartelle, i famosi fino a 30.000 euro, anche se adesso c'è la canea degli anti-evasione di professione che non ha capito nulla del provvedimento, evidentemente. L'altro giorno in televisione a Rete 4 mi è toccato di spiegare una regola contabile che anche un primo studente di prima ragioneria sa, cioè che finché le tieni attive costituiscono deficit, nel momento in cui le porti a patrimonio perché le hai cancellate non incidono più sui conti, mentre loro continuano a dire che alimentiamo il debito pubblico. Vabbè, tutta una serie di stupidaggini. La domanda è, mentre noi facciamo tutto questo, in Europa non si riesce a capire quale patto di stabilità dovremmo comunque ratificare, B, che intenzioni abbia la signora Lagarde, che sta per portare
i tassi di interesse quasi allo stesso livello dell'inflazione. L'inflazione ora sta al 6,4, lei annuncia un altro mezzo punto per la fine di luglio di incremento degli interessi che salirebbero in questa maniera al 4,75. Non è il caso che cominciate a farvi sentire a Bruxelles? Alessandro. Questo in effetti è un quadro assolutamente limpido, chiaro, che rappresenta una situazione che non mette il governo, ma mette l'Italia in estrema difficoltà, perché appunto, come veniva sottolineato, ci sono importanti investimenti, una logica che politica da un lato, ma chiaramente di valori, che poi viene messa a terra attraverso delle norme che appunto prevede di liberare le forze sia delle imprese, delle aziende, delle famiglie da un lato, dall'altra parte chiaramente sostenere il pubblico, quindi le amministrazioni pubbliche, con delle norme che sostanzialmente permettono e permetteranno di eliminare quella che è stata definita per tanti anni la cosiddetta paura della firma. Insomma, nel nostro piano, che peraltro è stato espresso in campagna elettorale e quindi oggi stiamo realizzando, c'è veramente un cambio di paradigma nell'approccio tra le amministrazioni pubbliche, il privato e i rapporti anche con le famiglie, che devono essere, per quanto riguarda le famiglie in maggiori difficoltà o in difficoltà, sostenute, e penso per esempio alla revisione del reddito di cittadinanza, per quelli che hanno la possibilità e che viene mantenuto, ricordiamolo, con altre formule, con altri titoli, ma sostanzialmente viene mantenuto per le famiglie che appunto hanno difficoltà, mentre per altri che insomma hanno approfittato di una legge dello Stato, quindi senza legittimamente, ma hanno approfittato di un sistema che appunto li ha agevolati e ha agevolato probabilmente, così si dice, anche il lavoro nero. Detto questo, dunque, è il percorso europeo, un percorso che è in sostanziale antitesi rispetto a quel percorso che invece noi stiamo mettendo in campo. Probabilmente può fare riferimento che forse le attuali politiche europee sarebbero state più coerenti durante i periodi dei governi Monti, Letta e altri. Oggi siamo appunto in uno scontro che non per forza deve essere uno scontro politico. Ricordiamo che i rapporti con l'Europa devono rimanere fluidi, non voglio allargarmi a dire ottimi, ma sicuramente buoni. Dall'altra parte, perché abbiamo oramai una rete che interconnette i paesi europei, soprattutto i grandi paesi europei, ed è un nostro interesse che per esempio alcune altre economie comunque girino. Penso alla Germania e francamente cambi. E Giulio, quando vedo sui social media qualcuno che non dico esulta, ma fa notare che le difficoltà tedesche, con una certa ironia, quelle difficoltà dell'economia tedesca, quelle difficoltà purtroppo hanno delle ripercussioni anche su di noi e sulla nostra economia. Quindi non dobbiamo gioire se qualcuno va male, anche se probabilmente in situazioni differenti negli anni scorsi non c'è stato questo beau geste nei nostri confronti. Detto questo, guardando avanti, il dibattito in Europa, come sapete, è acceso, è aperto. Ci sono alcuni argomenti sui quali i nostri ministri, in particolare Matteo Salvini, ma anche Pichetto Fratin, su alcune materie come quella dell'automotive, con il bando europeo al 2035 dei motori endotermici, stanno facendo una propria battaglia sulle quali noi stiamo lavorando per mettere in campo una serie di iniziative che permettano, una volta ottenuto il risultato, perché io sono certo che loro otterranno un risultato quantomeno di maggior buonsenso rispetto a un percorso di transizione che oggi ci vede obbligati ad utilizzare come strumento di mobilità e trasporto i sistemi elettrici, quindi i motori elettrici, insomma quel tipo di tecnologia. Dall'altra parte noi ci auguriamo che nel percorso di transizione possano entrare nuovi strumenti che possano contribuire chiaramente alla transizione da un lato, ma dall'altra a non uccidere il nostro modello economico, che si basa anche su appunto tutto il settore dell'automotive, che malgrado non ci sia più in Italia una
grande fabbrica di una grande marca di automobili, oggettivamente ancora uno dei nostri pilastri per quanto riguarda il tema, i temi economici e sociali, perché chiaramente queste aziende danno da lavorare a un sacco di persone. Dunque questo percorso, che è un percorso politico espresso dai nostri ministri che ho citato, deve essere sostanziato dall'attività del governo, e per questo noi stiamo lavorando per dare all'Italia la primazia per quanto riguarda il tema dei biocarburanti e tutti quei sistemi di combustibili che potranno permettere appunto di fare quel percorso di transizione che nessuno vuole negare, ma che tutti noi intendiamo applicare con una formula di buon senso. Proprio ieri ho incontrato alcuni esponenti di Eni che per lavorare, per ragionare su quelle che sono le opportunità che il campione italiano da questo punto di vista, uno dei player europei e mondiali, potrà mettere in campo nei prossimi mesi e anni. Se posso suggerire, onorevole Morelli, non lasciate però a Fratelli d'Italia il monopolio di rappresentanza del mondo agricolo e agroalimentare. L'attacco più forsennato che l'Europa sta facendo è proprio su quel versante, e direi che bisognerebbe far risentire l'Italia delle comunità, dei borghi, della ruralità, che ha bisogno di essere sostenuta non solo dal punto di vista economico, evitando gli sconquassi che il signor Franz Timmermans sta producendo, ma va sostenuta nella sua identità. Cioè, secondo me voi dovreste, ma è un suggerimento che mi permetto di dare e sul quale potremmo aprire un dibattito, cominciare a riragionare con le campagne per restituire dignità al lavoro agricolo, senza dimenticarci che il circuito dell'agroalimentare più o meno vale un quarto del PIL in questo paese, e lì ci stanno attaccando in maniera, secondo me, non del tutto neutrale, cioè lo fanno sapendo che se quello spazio di mercato si libera per le multinazionali, che sono molto amiche di questa Commissione europea, si apre uno spazio di mercato assai notevole, e un partito come la Lega, la bandiera delle autonomie, delle specificità, delle identità territoriali che si esprimono anche nel lavoro e nei prodotti agricoli, dovrebbe, secondo me, alzarla in maniera energica. Mi perdoni se mi consento questa digressione, che però ha a che fare molto anche con la sostanza dei conti di questo paese. La ringrazio per il suggerimento. Chiaramente noi ci troviamo di Alessandro, fronte... scusami, prima di lasciarti la parola, volevo aggiungere alle parole di Carlo una considerazione, una domanda anche per te e anche per Carlo, sotto due profili diversi. La domanda è quella relativa alla Realpolitik, cioè è possibile fare quello che Carlo auspica e che auspicheremo tutti, perché lo sappiamo che abbiamo una straordinaria forza nel settore agroalimentare, no? L'Italia è fortissima anche perché ha tantissimi, diversissimi prodotti di eccellenza, è una realtà agricola composita, varia, federalistica per natura, no? Perché tutti i territori sono diversi e producono meraviglie diverse. È possibile valorizzare queste cose all'interno di un quadro europeo nel quale i big player sono Germania, Francia, cioè paesi molto forti? Abbiamo la forza sufficiente per farlo e è possibile farlo all'interno delle regole europee? E come coniugare quella battaglia giustamente, naturalmente federalista, cioè che valorizzi i territori diversi e che nell'agricoltura troverebbe la sua naturale espressione di cui parlava Carlo, all'interno di un quadro così? Cioè è possibile andare in quella direzione lì, realisticamente? Ma allora, guardate, in maniera molto pratica, perché oramai ci conosciamo tutti e sappiamo che esattamente, il pragmatismo è una delle nostre caratteristiche. Noi dobbiamo pensare che questo governo, e non è chiaramente una giustificazione, ma è diciamo anche qua, in questo caso, la rappresentazione di una fotografia. Oggi questo governo si ritrova in una realtà che è una realtà complessa oggettivamente, ma che soprattutto ci mette di fronte a una situazione per la quale per 10-15 anni si è andati in una serie di determinate direzioni, per cui oggi noi abbiamo la necessità di fotografare lo stato attuale dell'arte, della realtà che l'Europa ci propone
il Paese ci propone, perché ricordiamolo, cioè Matteo Salvini è diventato ministro delle infrastrutture, uno dei più importanti ministeri d'Italia, che ha un portafoglio molto, molto pesante anche legato al PNRR, ma sottolineiamolo, quel ministero ha una matrice legata ad ex ministri, in particolare a Graziano Del Rio and company, che insomma non è che Salvini si è ritrovato in una situazione per la quale oggi sicuramente, grazie a lui e grazie al buon lavoro del suo staff, si stanno portando a casa dei risultati ottimi, ma le normative che c'erano e che stiamo con grande lavoro e anche velocità, devo riconoscerlo, cambiando, penso al codice degli appalti, sono dei pilastri contro i quali noi in qualche maniera letteralmente, e qua torniamo a un vecchio slogan della Lega, dobbiamo letteralmente usare la ruspa. La ruspa però può essere utilizzata contro alcuni strumenti, mentre su altri evidentemente è necessario un percorso un po' più lungo di condivisione anche con i partner europei. Perché faccio questo ragionamento? Semplicemente per segnalare come l'agricoltura indubbiamente è un argomento, e voi avete perfettamente ragione, è federalista nel DNA, proprio perché le differenze, non solo le differenze, ma anche i gioielli che possiamo offrire, i nostri territori possono offrire, sono talmente differenti e con diverse qualità che evidentemente sono federalisti nel DNA, dicevo. Ma ci sono argomenti sui quali oggi noi possiamo lavorare in maniera molto diretta e più veloce, altri sui quali purtroppo quanto è stato costruito è difficile da abbattere in 8 mesi, 10 mesi, quanti sono, insomma, da quanto dura, da quanto è nato questo governo. Io lo vivo giornalmente, appunto, occupandomi di programmazione economica. Oggi stiamo, non dico smontando, ma ricalibrando delle programmazioni che insomma sono state frutto del lavoro di governi differenti, di ideologie molto spesso differenti, che poco ci rappresentano, perché appunto noi ci approcciamo con un senso di pragmatismo, non diciamo no a priori a qualcosa semplicemente perché ci sta, non ci piace dal punto di vista ideale, ma approcciamo cercando di mettere buon senso nelle cose. Dunque sull'agricoltura, e l'agricoltura è uno di questi casi, le normative europee, gli investimenti che l'Europa ha fatto in questi anni, e noi gli italiani tutti sappiamo quanto per quanto riguarda l'agricoltura siano importanti gli investimenti europei, e quindi chi ci mette i soldini alla fine decide. Noi anche in questo caso dobbiamo interloquire con l'Europa, perché, come Giulio diceva giustamente, chi ha comandato in questi anni sono Francia e Germania in particolare, che soprattutto la Germania ha evidentemente degli interessi differenti, ma non per cattiveria, semplicemente non hanno il nostro tipo di produzioni, non hanno la nostra fortuna per quanto riguarda le opportunità dell'agroalimentare. Quindi le differenti necessità hanno portato delle politiche che sono a volte fuorviere di negatività nei confronti della realtà italiana. La stiamo cambiando, ma non è così semplice. Il percorso è un percorso sicuramente di medio termine. Su altre cose si è potuto agire in maniera molto più rapida, su questo, su altri, come per esempio il tema dell'automotive a cui facevo riferimento, è necessario un lavoro di interlocuzione, di battaglia se vogliamo dirlo, ma di battaglia politica, che possa permettere all'Italia di difendere e a noi di difendere i nostri interessi, perché questo è. Dobbiamo in questo caso trovare degli interessi comuni con altri paesi europei, perché al peso dell'Italia si aggiungano anche altri paesi che possano portare al risultato. E anche qui, quando ci dicono siete sovranisti, siete con la Russia, siete con gli americani, siete con Trump, siete con questo, con quell'altro, in termini di geopolitica è chiaro che gli interessi variano sulla base delle materie che si toccano. Sul tema dell'agricoltura chiaramente, ma anche qui per evidenti ragioni di geografia, saremo alleati con Spagna, parte sicuramente le regioni
a sud della Francia, la Grecia ed altri paesi, e avremo contro una realtà che è una realtà differente dal punto di vista ambientale, eccetera. Quindi non è detto però che su altri argomenti saremo d'accordo con la Grecia o con i paesi che ho citato. Insomma, bisogna usare il sano pragmatismo e fare delle alleanze caso per caso sulle materie che ci interessano. Giulio, a te la parola. Io vorrei soltanto osservare una cosa, e su questa magari con l'onorevole Morelli potremmo addirittura fare una trasmissione a parte, che visto che ci riferiamo al tema della geopolitica, mi pare che il viaggio che Janet Yellen ha fatto a Pechino dicendo ai cinesi: ragazzi, mettiamoci d'accordo, gli affari sono affari, la politica è un'altra storia, noi due ora ci spartiamo il mondo, poi alla fine vediamo chi vince. Mi pare di capire che l'Europa da questo punto di vista sia un po' fuori gioco, l'appiattimento forte che c'è stato sulla NATO, l'incapacità di recitare un ruolo, non dico da protagonisti, ma quantomeno da coprotagonisti sullo scacchiere internazionale, ci limita un po'. Mi chiedo se non sia il caso che la Lega, sia al governo, ma soprattutto come partito, non marchi la necessità non di essere sovranisti per il gusto di esserlo, ma la necessità di restituire all'Europa quella centralità nel contesto economico e politico mondiale che, a mio modo di vedere, sia un po' erosa. Cioè, questi sono i temi, secondo me, che la campagna elettorale del 2024 ci porrà in maniera prepotente e rispetto ai quali la Lega dovrebbe, a mio modo di vedere, avere un atteggiamento, come dire, più espositivo, più di maggiore comunicazione, perché state facendo un lavoro straordinario nei ministeri e di governo. Mi domando se non è il momento di cominciare anche a ragionare, a raccontare al paese non solo che cosa state facendo, ma come si debba contrastare tutte quelle azioni che impediscono a voi di portare a termine il lavoro che avete cominciato. Questa è una domanda molto interessante, Carlo, anche da cittadino, e la giro subito a Alessandro, che credo avrà colto subito il nodo di questa questione. No? Cioè, tu lavori bene, benissimo, come Alessandro, come gli altri ministri, eccetera. Al ministero ti dai da fare, applichi il buonsenso, diciamo, trovi delle strade corrette, però poi, diciamo, la battaglia politica, quella che scalda i cuori, magari viene meno perché sei assorbito da questo tipo di lavoro pragmatico, ma anche più oscuro. Con il rischio però che nella velassa europea anche la positiva diversità delle posizioni della Lega si perda, si annacqui. È interessante il tema, no, Alessandro? Ma è interessante, guarda, allora da un lato mi viene da dire che continuino così questa melassa anche di informazione di cui siamo sostanzialmente vittime, è da un certo punto di vista un rafforzamento della vita del governo. Se questi continuano a tergiversare, come sai, visto Giulio, sì, mi conosci da tanto tempo, come sono diventato diplomatico. È diventato diplomaticissimo Morelli, non lo riconosco più. Comunque a tergiversare su quisquiglie, su questioni che diciamo sono di secondaria importanza rispetto invece a dei fattori che sono fondamentali. Alcuni li abbiamo toccati rapidamente, chiaramente, ma che toccano l'interesse di milioni di famiglie italiane, l'agricoltura, l'artigianato, il turismo. Abbiamo citato il turismo. Allora, nelle settimane scorse uno dei principali, per farvi questo esempio, uno dei principali giornali tedeschi titolava in prima pagina, mettendo una foto, chiaramente insomma fatta ad arte, la minaccia, paventava la minaccia per cui se ci fosse tuffati nel lago di Garda si sarebbe rischiato un incidente, perché il lago di Garda, secondo la tesi del giornale, è in una situazione drammatica dal punto di vista idrico, quindi non c'è più acqua, non tuffatevi, è pericoloso. Ora,
Cosa significa attaccare dal lato tedesco il lago di Garda? Punto di domanda. Uno dice, vabbè, i soliti tedeschi che ci prendono un po' in giro. No, non è questo. Nella comunicazione, e di comunicazione, grazie a Dio, insomma, sulla comunicazione siamo abbastanza performanti, noi dobbiamo capire come quello sia stato un diretto attacco agli interessi del paese, dell'Italia, perché il sistema turistico del lago di Garda, dovete sapere, vale 28 milioni di persone, che sono miliardi di euro che entrano in quei territori, che girano per quei territori e che chiaramente entrano anche nelle casse dello Stato, perché adesso sono legati un po' di tasse. Attaccare dunque con una battuta, con una stupidaggine, con una fotografia costruita ad arte rispetto su un giornale importantissimo tedesco, quindi su un attacco così diretto, è evidente che ha delle ripercussioni che insomma in qualche maniera alla quale noi abbiamo reagito con un comunicato stampa da parte della gestione laghi, che è l'ente di gestione della navigazione dei laghi, che è del MIT, del Ministero dei Trasporti di Salvini, e con un mio comunicato stampa nei confronti di questo giornale che appunto quasi un po' li prendevo in giro. Ma questo è un attacco diretto ai nostri interessi. Quando noi leggiamo in questi giorni che purtroppo in Italia fa molto caldo, cavolo, in Italia fa molto caldo, sì, quasi in prossimità di agosto fa molto caldo. Figuratevi che sta passando questa linea, per cui l'Italia sarebbe, ne stanno parlando i giornali del mondo, ma tutto è partito dall'Italia, dai giornali italiani, da alcuni in particolare, che peraltro fanno parte della parrocchia Gedi. Sì, siamo passati dal piove governo ladro al fa caldo governo ladro, ma insomma la linea è sempre quella. Ma è tutto logico. Figurati che ieri sono in un'auto e la persona dice: stavo per svenire. Un'auto nuova, moderna, con l'aria condizionata. Allora io, insomma, in maniera forse anche un po' acida, gli dico: ma pensi lei che io quando ero ragazzino andavo con il mio papà a pescare sul Ticino, figuratevi, con l'Aritmo, e noi andavamo a 100 all'ora in autostrada con tutti i finestrini giù, perché l'aria condizionata non esisteva. Si figuri che siamo sopravvissuti. Dunque, adesso tornando seri, lasciando fuori l'aneddoto e la battuta, il tema è che stanno cercando di costruire degli storytelling per, diciamo, da un lato sviare l'insipienza di un'opposizione che di fatto, per fortuna nostra, non esiste, ma dall'altra parte per motivare, ragionare su argomenti che sono diversi rispetto alle vere necessità del paese. Cioè, voi avete parlato di agricoltura, io ho accennato al tema dell'automotive e degli investimenti che l'Italia dovrà fare sul tema dei biocarburanti per essere uno dei primi paesi al mondo nella ricerca e nella produzione di queste opportunità. E questi ci parlano del calore, come se fosse nostra responsabilità se in Italia oggettivamente fa molto caldo. Non ha piovuto per qualche anno, ha piovuto purtroppo in maniera molto importante, lo sappiamo, nei mesi scorsi. Oggi fa caldo. E quindi qual è il problema? Il problema è che i cambiamenti, questo è lo storytelling, ai cambiamenti climatici gli italiani e l'Europa dovranno rispondere solo come? Con il motore elettrico, con il bando al 2035, perché tutti siamo colpevoli del fatto che in Italia fa molto caldo e che le persone purtroppo stanno male e devono finire al 25% in ospedale, soprattutto le persone fragili, perché sono vittime del caldo. Ma questo non avveniva 10 anni fa, punto di domanda. Io vi ribadisco, andavo in giro con l'Aritmo e grazie a Dio io e mio papà siamo sopravvissuti. Allora Alessandro, scusami Giulio, con una battuta si potrebbe dire che cercano di condizionare le scelte del governo. Ma cercano di condizionare l'opinione pubblica, e una volta condizionata l'opinione pubblica che va in una determinata direzione, a quel punto evidentemente anche i governi sono costretti a prendere
tali o tal altre strade. Cioè a volte parliamo tra di noi innanzitutto con delle logiche, ma poi di argomenti che altre fasce della popolazione, e in particolare i giovani, neanche riconoscono. Cioè quando noi ci approcciamo ragazzi di 20 anni, 22, 25 anni, questi ragazzi sono invasati, purtroppo o per fortuna, qua bisogna vedere, qua è anche sarebbe un discorso sociologico, dalla comunicazione social. Hanno delle priorità che sono evidentemente diverse dalle nostre, hanno un percorso di formazione per cui la scuola, e la scuola diciamo anche legata a certe dinamiche, penso a 68 e quant'altro, hanno diciamo instillato delle priorità che non sono le priorità. Cioè oggi i ragazzi non pensano a come svoltare per crescere, cioè, chiaramente sto estremizzando, grazie a Dio non sono tutti così, ma il modello che anche la scuola ha lanciato soprattutto nelle grandi città è quello di appunto fare la battaglia per il clima il venerdì, senza spiegare in realtà che cosa significa e quali sono né le cause né i risultati di questa battaglia per il clima gretina nei confronti di loro stessi e per il loro futuro, perché se noi facciamo una battaglia ideologica su questo tema uccidiamo il futuro dei nostri figli, perché questi non avranno un posto di lavoro. Dove vanno a lavorare questi ragazzi? Se pagando un mezzo elettrico il 30% in più, in questo momento quando noi paghiamo un'auto elettrica, un pullman elettrico, il 30% in più, quel delta di 30% finisce direttamente in Cina e purtroppo sviliamo la nostra economia, la depauperiamo e dunque i nostri ragazzi stanno facendo una battaglia che è contro al loro futuro. Questo è il dato di fatto. Il loro futuro è certamente basato anche sulla transizione ambientale, ma la transizione ambientale deve essere una transizione ambientale fatta con buon senso, e il buon senso ci porta a pensare ad altro rispetto allo storytelling che in molti stanno cercando di portare a casa. Allora Alessandro, io ti ringrazio, siamo arrivati al termine della nostra rubrica. Abbiamo parlato veramente dello scibile oggi, abbiamo spaziato. Grazie anche a Carlo che ci ha aiutato così a spaziare, diciamo così. Erano belli quei tempi, signora mia, in cui non c'era il condizionamento. Questa è la conclusione della nostra conversazione. Un augurio di grandissimo buon lavoro a Morelli. Grazie Alessandro. Grazie a voi, grazie e buon lavoro. Grazie Alessandro Morelli. Adesso abbiamo una piccola pausa tecnica e poi siamo ancora qua con le vostre telefonate, direi Carlo, no? Con i vostri commenti anche. Intanto guardo e con tante altre belle cose delle quali parlare. Certo. Tantissime, tra poco. Per l'amor di Dio. L'Italia da fare. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.